Amici bellini, ci siamo? Ci siamo? Allora, i commenti, poi si va live, così ci dovremmo essere. Poi io non so, che le cose sono un po', allora, un po' più qua, centrato. Il microfono, mi sentite? Datemi conferma, perché già cominciamo benissimo. Allora, sì, sono qua, Giuseppe, sono qua. Allora, sì, proverò a fare, a fare telecronaca se è possibile. Saluti, grazie Angelo, saluti Alfi da Edimburgo. E ci siamo, novità importanti, perché se questa può essere, questa è la domanda che ci dobbiamo fare tutti, è questa una formazione che è quella che possiamo vedere con il Sassuolo? Se è così, io lancio un'ipotesi, perché poi io mi metto paura degli infortuni, non lo so Conte, però se questa qua, magari mi aspetto delle sostituzioni un po' più presto, cioè non dico 45 minuti magari, però intorno ai 60 via tutti, perché il risultato non ha importanza, ha importanza vedere come si muovono gli 11 e se è così abbiamo delle indicazioni importanti perché c'è Savic in porta, questa è la prima novità più o meno chiacchierata, e poi abbiamo la conferma dei quattro centrocampisti che insomma sapevamo già che era un'ipotesi da tenere in considerazione con McTominay un po' più largo a sinistra. Nando, allora tutti immediatamente, grazie mille, e tutti a fare gli auguri a Nando. Tutti auguri Nando, proprio dovete spammare proprio tutta la chat. Auguri a Nando che mi sta dando anche una mano incredibile per il fantascarso, perché mi perdo con tutti gli utenti, con tutti gli username. Quindi tutti a fare gli auguri a Nando e ci siamo. Ma infatti Fabrizio, ma era proprio strano da dire, infatti non credo. Vedremo. Vedremo. Io sono ovviamente leggermente in ritardo tra streaming, il mio streaming, eccetera, eccetera. Quindi vi dico, faccio un applauso appena parte. È partita in questo momento, scorre il cronometro, 5 secondi, Lobotka che la dà dietro a Olivera. Subito Milinkovic Savic, un rilancio preciso, rasoterra, ritorna il Napoli sulla fascia sinistra e andiamo a vedere di che si tratta. Io non lo so se riuscirò anche a riconoscere qualche giocatore dell'Olympiakos o Olympiakos a seconda, ma quello che noi sappiamo è che c'è il buon Strefezza in panchina. Difesa con Di Lorenzo, Rachmani in odore di rinnovo e Juan Jesus, perché Conte l'ha detto, io mi fido più dell'usato sicuro al momento. Ed è giusto anche non bruciare gente che si deve abituare ai movimenti della linea, quindi non bruciare Beukema. Rilancio di Savic, stavolta intercettato, ma è bravo Anghissà a recuperarla, la perde ora Politano, ma c'è fallo. E l'arbitro subito dice piano con queste scivolate perché non possiamo rischiare per un amichevole che ci facciamo male. Buongiorno a tutti, buonasera. Magari Fabrizio ha ragione, cercate di non fare spoiler. Io cerco di non leggerla la chat, però ogni tanto la alzo. E quindi mantenetevi, se qualcuno segna, mantenetevi così reagisco io ed è più veritiera la cosa. A centrocampo, Anghissà, Lobotka e capiamo la posizione di De Bruyne con Politano, Lukaku e McTominay probabilmente un po' più avanti. Quindi in questo momento probabilmente nell'idea di Conte McTominay, ma perché ragazzi? Lui l'aveva detto, McTominay gioca anche zoppo. Ha fatto meno partite, meno preparazione degli altri, qualche problemino all'inizio. Più che altro io mi sto facendo una domanda e già vi lancio uno spunto. Se il Napoli parte con questo 11 qua
ed andiamo in vantaggio, no? Fai conto che stai 2-0 verso il 60° e vuoi cambiare qualcosa. Tutti i cambi che vengono dalla panchina sono quasi tutti offensivi, perché puoi fare entrare Lang, puoi fare entrare Neres, a centrocampo Gilmour non è un cambio difensivo, quindi aspettiamoci che qualcosa sul mercato continuerà a muoversi e aspettiamoci che questa formazione iniziale non è detto che sarà sempre questa. Questa è una delle due idee. Poi secondo me c'è l'altra idea con Neres iniziale magari a sinistra che non mi fa impazzire. Però tu hai sicuramente dei cambi offensivi, quindi se stai sotto puoi ribaltarla e hai molte soluzioni. Se invece stai avanti devi continuare a spingere. Con la squadra e con i cambi che c'hai devi continuare a spingere. Quindi questo è un tema secondo me interessante. Allora, figuratevi, leggo Angela. Angela, tu non ti devi mai scusare. Tu sei signora e padrona del canale, non devi salutare a nessuno, devi solo venire e divertirti. Andate proprio lisci e tranquilli, ragazzi, bisogna stare rilassati, Lo dico a me stesso che voglio fare il canale super professionale, che non si blocca mai, che non si può fare, non ho i mezzi. Quando poi magari mi trasferisco in un'altra casa, perché qua non c'ho proprio lo spazio per fare tutte le cose che vorrei fare. Quando sarà il tempo così vedremo e recuperemo. Politano in possesso palla, subisce fallo, chiede scusa il numero 80 che è Pneumovenidis, tutti idis questi no, solo uno. Ma Pirola è Lorenzo Pirola. Dove giocava Pirola? Ah, Pirola ex Inter Salernitana, quello là. Ah. In difesa hanno Pirola. Fallo di rimessa di Lorenzo in posizione di battuta. Si fa vedere Politano, si muove Anghissà. Di Lorenzo torna da Rachmani. Napoli con maglietta caffè. Scambi stretti ora del Napoli, tutti di prima. Anghissà riesce a servire Politano in posizione di cross. Parte col sinistro leggermente deviato, con Di Lorenzo che era andato a chiudere internamente. Palla che è tornata a Politano che punta l'avversario, cerca di superarlo con un tunnel che non riesce. Fallo laterale per il Napoli. Come state? Le vacanze? Fa cover? Io sento caldo, devo accendere, devo aumentare dei rumori perché sento cover, non c'è niente da fare, non ci posso fare niente. State idratati, stay hydrated, perché l'acqua è... Interviene il portiere, salta in presa alta, portiere Botis. E... vediamo ancora, adesso l'Olympiacos prova a scambiare a centrocampo, è buono l'intervento di Politano che recupera il pallone e subisce anche fallo, sbatte il piede a terra perché il dolore forse stinco, si mantiene lo stinco destro, faccia dolorante per Politano, non dovrebbe essere stinco caviglia. Però se poi ci fate vedere il trailer io non capisco che si è fatto Politano, però capisco che si deve far vedere il trailer. D'altra parte sono eccitato all'idea e chissà quando potremo vederlo. Noi all'estero. Vincenzo, hai fatto lo spiritoso? Vincenzo Esposito ha fatto lo spiritoso? Spiritoso e spiritoso. A meno che tu non stai avanti di 1000 anni rispetto a me. Minuti e minuti. E mo Napoli segna. Io vedo De Bruyne, vedo Politano che mette il cross al centro. Era un tiro cross, mi sono illuso. Tiro cross di Politano con il destro che mi piace.
maglia del Napoli coerente. Se ricordate, questo MSC, questo colore scelto dai dettagli, dallo sponsor e dallo stemma era più o meno lo stesso che c'era sulla maglia giapponese, ma la maglia giapponese aveva i colori in bianco, in questo caso anche i colori dei numeri in bianco, in questo caso anche i numeri e nome sono in azzurro e ci piace. Prova ora l'Olympiakos sulla fascia destra, va in copertura Olivera, dà una mano anche Lobotka, il Napoli ora con De Bruyne messo a terra, ancora chiamato un fallo. L'Olympiakos sta dando mazzate senza alcun motivo logico. Vabbè, ci sta, non è che... però andiamoci piano perché è un amichevole per vedere i movimenti, i sincronismi, le idee, i posizionamenti, il calcio relazionale, il calcio posizionale. Non dobbiamo vincere nessun trofeo. È vero che sono tutte finali, ma non questa. Allora riparte l'Olympiakos. Francesco, come sta giocando il Napoli? Siamo a 8 minuti, veramente 8 minuti e 40 in questo momento. Non si può dire come sta giocando. Stiamo girando il pallone. C'è stata una mezza occasione. La possiamo considerare occasione quella avuta da Politano. Il Napoli sta cercando semplicemente in questo momento di non farsi male, perché ti vengono addosso e credo che l'arbitro ci proteggerà. In questo momento break di Olivera che avanza palla al piede, serve De Bruyne che viene contrato sulla fascia sinistra. McTominay più arretrato in questo caso, ha lasciato De Bruyne andare in avanti, quindi potrebbe anche essere, adesso dobbiamo vedere in fase di non possesso perché è lì poi che si capisce lo schema, però potrebbero anche esserci dei momenti in cui McTominay, che ha la corsa, che ha l'interdizione e più spirito di sacrificio, può abbassarsi un po' e ricreare la linea 3 di centrocampo, lasciando De Bruyne libero di fluttuare tra il sottopunta e anche l'esterno sinistro. Questa è un'altra delle possibilità. Politano serve all'indietro Juan Jesus che si sposta il pallone e lascia ad Olivera che adesso trova sulla fascia ancora De Bruyne, molto decentrato in questa fase. Vediamo se è un'altra idea, se è un'altra cosa o se è solo una fase della partita. Rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic, ma direttamente in palo laterale. Santa Carbone, lo so che ti devo dire, purtroppo non cioè, non vi posso chiedere solo di mettere in pausa. In questo momento 10:30, ma non posso andare io in avanti purtroppo. Semplicemente passate per un saluto, lasciate un like, a me fa piacere lo stesso, poi ci facciamo un commento veloce a fine partita per capire com'è andata e poi magari pure due chiacchiere di mercato secondo me si possono fare. Ancora un fallo su Anghissà e il Napoli ripartirà con calcio di punizione, Politano sulla palla. Bello secco l'anticipo di Anghissà, pulito. Avrebbe anche potuto continuare perché era rimasto in possesso di palla. Attenzione, ora c'è il fallo in attacco di Politano. Avrebbe non fatto niente. Oh. Fatemi rivedere. Ortega si mette davanti, cade da solo e chiamano un fallo a Politano che effettivamente non c'è. Quindi si riparte con Loli in rinvio col portiere. Ancora un intervento, gioco molto spezzettato, ancora un intervento su Anghissà, l'arbitro non vuole sapere niente, io sono convinto che ci siano state direttive da parte, non lo so se solo del Napoli perché li vedo fare falli in una continuazione, ma ricordo grandi proteste, lo stesso della Laurentiis che scese in campo, non mi ricordo con quale partita amichevole, che si stava scaldando un po' troppo ed era pronto anche a interrompere tutto perché non possiamo rischiare
di iniziare la stagione già con qualche infortunio di troppo, già ce ne abbiamo qualcuno, giocatori da recuperare, e quindi l'arbitro non ti concede di allargarti con un gioco più fisico alla inglese, diciamo, e quindi appena c'è il contatto fischia, finché non smettono di... c'era una buona idea di De Bruyne qua in profondità, ma Politano non l'ha capito. Quindi non ti permettono, cioè se tu vuoi fare il gioco duro, il gioco risulterà spezzettato. Non sarà bello da vedere, ma almeno non concedi contrasti duri e lasci correre, perché sennò poi c'è l'escalation. Si cerca di evitare di solito le amichevoli, anche i cartellini gialli, ma se vai oltre, per qualcuno, insomma, l'adrenalina della partita, no? La senti anche se non è amichevole. Tu vuoi vincere, vuoi giocare, vuoi prendere il pallone, vuoi segnare, vuoi fermare l'avversario. È difficile farlo entrare nella testa, quindi sta all'arbitro far capire ai giocatori in campo che tipo di partita deve essere. Savic per Juan Jesus, pallone un po' rischioso. Vediamo se questi, perché sappiamo Savic coi piedi, vediamo, in questo momento il Napoli la perde la palla. Già in 2 o 3 volte Savic si è preso delle licenze, insomma dei passaggi non banali, per velocizzare anche l'azione, però devono essere precisi. Che poi quando si dice Savic gioca bene con i piedi, io voglio vederlo meglio, perché quello che so di preciso è che ha una gittata lunghissima. Riesce tranquillamente con i suoi rinvii ad arrivare alla porta avversaria. Poi la precisione, il passaggio breve con i giri giusti, questo è un altro paio di mani. E lo scopriremo soprattutto se sarà titolare. Riparte l'Olympiakos. Allora, pressione in avanti del Napoli, che sta disposto 4-4-2 quando difende, con De Bruyne vicino Lukaku e McTominay esterno sinistro. Attenzione, pallone un po' rischioso di Rachmani, ci mette una pezza Lobotka, ora alza la testa Milinkovic-Savic, lo vediamo servire Rachmani, scambio di prima con Lobotka, Di Lorenzo, e ancora Lobo, e ancora per il portiere. Si chiama il portiere in causa, come si faceva anche con Meretti in certe case, quindi non esageriamo poi dopo, E il Napoli sta cercando di costruire da dietro senza buttarla. Questo è importante, perché abbiamo visto anche molti più lanci, ma lanci dai centrocampisti, non direttamente dai difensori. In questo caso il Napoli l'ha girata molto bene, con grande pazienza, e ci siamo rimessi faccia alla porta. Quindi bene il palleggio del Napoli in difesa. Anghissà nel centro di cerchio campo. Serve Lukaku che controlla e viene anticipato. Ancora Anchissà per Politano. Politano punta l'avversario, avanza col sinistro, cerca lo spazio per il tiro, è buono, gran gol di Politano. Indovinata la palombella di sinistro, a giro sul secondo palo, bassa, cioè sale e scende, poi chiude sul palo proprio dal bacino al palo. Grande gol di Matteo. E il segna sempre lui, perché poi no, non è che segna sempre lui assolutamente, ma è sempre al centro del progetto. Questa volta il movimento suo classico alla Lamine Yamal, per capirci, sposta il pallone col sinistro sul sinistro, esulta Anghissà, 2 tocchi e poi tiro a giro a foglia morta alla Insigne che si insacca. Dobbiamo aggiungere il banner. Creiamo il banner. Napoli, che poi sarebbe Napoli 1-0. Politano, vediamo se riusciamo a farlo scorrere. Lo creiamo, lo mettiamo. Napoli. Bene, molto bene.
quando siamo al 17° e 15 secondi qua nella mia stanzetta. Rivediamo come si dispone il Napoli in questo momento, che ha in possesso palla l'Olympiacos. In questo momento si è abbassato anche De Bruyne, ma si è abbassato anche Lukaku, quindi eravamo tutti dietro la linea della palla. E vediamo un pochino, avanza a turno, adesso avanza Anguissa accanto a Lukaku, adesso avanza De Bruyne, quasi uno schieramento, se vogliamo, a 5 in certe fasi, quindi un 4-5-1 in fase difensiva, dove il 5-1 prevede i 3 centrocampisti con Lobotka, Anguissa e De Bruyne, quindi a turno le 2 mezze ali. Attenzione, il tiro del 22 dell'Olympiacos che viene deviato, era in traiettoria Milinkovic-Savic. Quindi ve lo ricordate voi della vecchia guardia, quando anche con Gattuso vedevamo le 2 mezze ali a turno andare vicino, era il 4-3-3 purissimo, e le 2 mezze ali a turno andavano vicino alla prima punta per il primo pressing. Ho rivisto in questo momento la stessa cosa con De Bruyne e Anguissa, con McTominay ancora largo. Il colpo di testa su questo calcio d'angolo dell'Olympiacos fuori di parecchio, e si riparte con un fallo di fondo per Savic, che vediamo riprende il pallone e la dà corta a Rachmani. Non si lancia Rachmani, però il suo passaggio è un po' lento per Di Lorenzo e viene intercettato. Fallo laterale per il Napoli. I like, non so perché non posso controllare, lasciateli, non vi preoccupate. I like danno anche fastidio a qualcuno quando li chiedo. Voi lasciatelo. Recupera palla l'Olympiacos. Adesso c'è una sventagliata fuori misura, però esce fino al limite dell'area di rigore Milinkovic-Savic in completa tenuta salmone, se vogliamo, è un salmone, una salma gigante, compreso maglia, pantaloncini e anche calzamaglia salmone. È bravo Di Lorenzo a evitare una scivolata dell'avversario, poi viene colto da Etze. Vedete di non andare in freva, che stiamo vincendo, e non fateci caso, fate falli, non fate cose, perché non è il caso proprio. Non è il caso. Si riparte da Milinkovic-Savic. Si fa vedere Lobo, si allarga Juan Jesus, si fa vedere ora Olivero, ancora Juan Jesus che ritorna dal portierone serbo. Un po' rischioso questo controllo, c'è il contrasto con un avversario che era andato in pressing sul portiere, costretto. Il controllo di Milinkovic-Savic è stato un po' allegro, diciamo, un po' lungo, e poi nel rinvio, insomma, si fa male. È andato lui, insomma, a contrasto con Savic, che era comunque in vantaggio sul pallone. A terra dolorante il numero 23, che dovrebbe essere Rodinei. Mentre approfittiamo per rivedere il trailer, eccetera, eccetera, e io approfitto per parlare con voi. Allora, Alfi, sì, nel senso, abbiamo visto un po' di cose in questi ritiri, compresi dei lanci lunghi. In questo caso, squadra che costruisce dal basso senza dubbio, prendendoci anche dei rischi e uscendo bene dalla retroguardia. Io ho sempre questa convinzione che lui vede il lancio alto quando c'è Lucca, ma con Lukaku no. Con Lukaku lui lo vuole servire sui piedi, vuole arrivarci a servirlo rasoterra.
Juan Jesus con molto fair play accompagna fair play, anche un po' una risata, dice non hai fatta niente, e quindi sotto questo punto di vista Emanuele, sì, in effetti si sta prendendo dei rischi. D'altra parte se li prendeva Meret, quindi non è dissimile in questo momento, non è diverso. Non è diverso dalla cosa. Scott in questo momento ho visto pochissimo, caro Ciro. Pochissimo. Lo sto guardando solo come posizionamento, ha toccato pochissimi palloni. Il Napoli, come al solito, costruisce di più a destra per andare poi a chiudere sul lato debole. In questo momento Scott sta sul lato debole, quindi tocca meno palloni e va a chiudere. Ecco che lo tocca il primo pallone, il primo pallone che ho visto io, ne ha toccati altri, però il controllo non è preciso. Quindi il Napoli, come al solito, va in sovraccarico sulla destra con Anghissà, Politano, Di Lorenzo che in questo momento in posizione centrale si lamenta il capitano di vari scambi dalla difesa. Juan Jesus indica qualcosa, forse c'è stato qualche movimento che doveva essere fatto e che non è stato fatto. Ora c'è il lancio di Rachmani verso Lukaku che di testa appoggia all'indietro, ma la appoggia a nessuno. Come vi dicevo, il passaggio alto su Lukaku non sempre è una soluzione, ma ruba palla a Kevin De Bruyne che resiste anche a un contrasto e riparte, viene buttato giù ma riesce ad allargare per Olivera. Ma De Bruyne non si è saltato un minuto di allenamento, Se è vero che gli altri ogni tanto, noi abbiamo letto nei report, questo non c'è, questo affaticamento, questo così, De Bruyne non ne ha saltato uno. Tutto l'allenamento, tutti i minuti, tutte le esercitazioni, tutte le partitelle, tutte le amichevoli, ed è stato forse quello più costante insieme a pochi altri, veramente bene. Adesso intervento su McTominay, giudicato regolare dall'arbitro questo. Avanza l'Olympiakos, il cross al centro, c'è un intervento in spaccata di Rachmani a proteggere il suo portiere. Carmiliuc. Sì. Questo senza dubbio, lo abbiamo detto. In qualche modo stai penalizzando qualcuno, che sia McTominay, che sia lo stesso Neres a sinistra. Non hai un giocatore di ruolo, cioè per non penalizzare nessuno devi farci giocare Langley. Spinazzola forse non lo penalizzi, ma penalizzi il resto della squadra. Scott nel ruolo di mezzala che si può staccare, entrare dentro, è un altro paio di maniche. Qua tocca meno palloni, deve costruire il Napoli per gli inserimenti, ma qualcuno viene penalizzato, non c'è dubbio in questo momento. Ecco perché insomma Conte è stato chiarissimo a Juve. Noi veramente questa volta non ci dobbiamo inventare niente, qualcosa l'abbiamo intuita e si intuiva, ma nel momento in cui lui in conferenza ci dice proprio cercavamo Ndoye e poi è costato troppo, sono stato anche d'accordo a non andare oltre, va benissimo, ma vuol dire che il Napoli quel tipo di giocatore sulla sinistra da affiancare all'Ang lo aveva previsto. Quindi qualcosa deve succedere, se non è Elmas qualcos'altro deve succedere secondo me, altrimenti si fa di necessità virtù, perché ci sono delle soluzioni. Ancora De Bruyne e arriva il primo giallo perché Kevin non ci sta, ancora un anticipo secco e ancora un fallo, un po' di frustrazione da parte dei centrocampisti dell'Olympiakos, che quando perdono il pallone non prendono il pallone e prendono l'uomo. Si è alzato di scatto, vedi, adesso è andato Di Lorenzo, mentre il caro Rodinei dice ma bravo pure io là così. No, ma là l'hai fatto comunque tu il fallo. Cioè, non potete paragonare. Anche il Capi in protesta. Riparte il Napoli in questo calcio di punizione da parte di Rachmani che lascia Lobotka. Anche Conte si fa sentire dalla panchina.
Quindi, ritornando al discorso del mercato, era previsto, quindi Conte probabilmente un profilo lì lo vuole un altro, perché poi manca. Vi ripeto, ci sono i modi per ovviare, così come quando un giocatore ti si infortuna e tu trovi le soluzioni con le sostituzioni delle sostituzioni e trovi la soluzione. Però di base devi partire che un giocatore là ce l'hai. Il che lo sapete benissimo. Per quanto riguarda le liste, se non prendi un altro giovane, e non credo che... Attenzione, Lukaku, colpo di petto. Mettere a terra questo pallone era stato lanciato. Si possono prendere gli under, però Conte ti ha fatto un po' capire che vanno bene tutti questi giocatori di prospettiva, però se prendi uno più giovane di Lang, eppure deve fare il suo percorso di adattamento. Poi Guagliù, Lang non Lang, giovane o non giovane, quando il giocatore è fortissimo, l'adattamento lo fa veloce e fa tutto quello che, senza doverci ricordare di chi sto parlando. Ancora un giallo, stavolta però un giallo ai danni nostri, credo, perché c'è un giocatore dell'Olympiacos a terra. Giallo per De Bruyne? Fatemi rivedere. Ha alzato la gamba in maniera anche pericolosa. Questo poteva anche essere rosso in partita, perché la gamba finisce tesa. Evidentemente il signor De Bruyne si è rotto i coglioni di subire falli, e ti fa anche capire, dice: guarda che qua anche noi possiamo giocare duro se voi fate questo tipo di partita. Anche questa è personalità. Io credo che non è uno che perde la testa poi in partita così, ma questo è un fallo che in partita vera potevi rischiare un intervento VAR. Potevi rischiarlo tranquillamente. Anto, non lo volevo dire perché sennò c'è qualcuno che si arrabbia. Però sì, è chiaro, è proprio quello che intendo. Insomma, se arrivi a 21 anni e sei fortissimo, fai tutto quello che devi fare, giochi. Io quando fa... Attenzione, palla recuperata, Lukaku! Prova il tiro, non è entrato... Perché non è entrato in aria? È stato trattenuto? Lukaku a terra, si tocca, sta in una posizione stranissima. Non si muove, non so che cazzo tiene. Sta in una posizione stranissima. Occhi aperti, questo non c'è dubbio. Però fatemi vedere. Il pallone recuperato da De Bruyne. La prende Lukaku, che prova il tiro. E dopodiché la telecamera segue ovviamente il pallone. Non vorrei che da solo, tirando, si è stirato. Si è stirato. Politano ha fatto così. Si è fatto male da solo, cioè la telecamera seguirà il pallone dopo il tiro, quindi non vedo se... Ma no, non c'ha nessuno intorno, quindi tirando... Vediamo se quest'altra telecamera ce la fa vedere. Lukaku evita l'avversario, tira... E poi ovviamente, ma ci sta che la telecamera segue il pallone. Ancora a terra Lukaku. Ghiaccio sulla coscia. Mannaggia, questa è una tragedia. Alfi, sì. Ma non perché uno poi gliele tira, ma in generale, per una stagione... E Lukaku è stato molto solido, non è saltata una l'anno scorso. Da quando è arrivato, sempre presente, sempre titolare, molto integro fisicamente. Ma queste cose capitano, non ci fai niente. Sono cose che capitano e devi tenerle presente. Io, non lo so, resti con Ambrosino. Oggi si è fatto il nome di Zirkzee, che l'ha fatto in mattino. Allora, io
mi sembra una delle boutade più ridicole, perché nel momento in cui Conte ti dice Lukaku al centro del progetto, è costato anche bene per quello che ha il valore, Lucca è il futuro che deve imparare dietro a Lukaku, io non posso mai pensare che il Napoli abbia nemmeno pensato a un attaccante quando manca l'esterno a sinistra, quando manca il terzino, quando mancano i centrocampisti. Pensare a un altro attaccante per me era impossibile. E stiamo parlando di Zirkzee, che è uno dei miei giocatori preferiti. Lasciate perdere quello che ha avuto, quello che è stato il suo impatto nel Manchester United, che è una squadra che ha maciullato fior di campione. Zirkzee, se viene, mette in panchina, per me, lo Zirkzee in forma, tirato a lucido, mette in panchina Lukaku e manda in tribuna Lucca, ma senza alcun dubbio. Facciamo saluti a Lucca che sta entrando in campo al posto di Lukaku. Quindi io credo sia una boutade, però il Napoli ci deve ragionare. Io non lo so, fare 500 operazioni di mercato sembra assurdo, però rimanere solo con loro due, senza nessuno che si può anche adattare a punta, perché tu avevi Lukaku, Simeone e poi un Raspadori che te lo potevi adattare a punta, è chiaro? Quindi sotto questo ancora un fallo su McTominay. Voglio a Maguire sta partita, McTominay il controllo, ancora un intervento in scivolata. Ma che vogliamo fa? Che vogliamo fa? Ma infatti è strano pure con Højlund che sta trattando col Milan. Per me è stranissima sta notizia. Per me è stranissima e... Certo hanno preso Sesco, ma qualcun altro gli serve. Napoli che ora giostra di prima, Politano, ancora Di Lorenzo, scambi veloci, Anghissà torna da Rachmani che guarda in avanti, ancora Politano, Di Lorenzo anticipa l'avversario, palla in fallo laterale, cerca di accelerare la rimessa Di Lorenzo, ma ci fermiamo e rifiatiamo. Di Lorenzo riconsegna il pallone al ball boy e ne prende un altro. Will, che succede? Succede che si è struppiato Lukaku e purtroppo quando si fanno male da soli, tirando o correndo, sono cose che se ne parla per almeno 2 o 3 settimane, da quelle che sono lo storico di... Poi alle volte è meno grave di quello che sembra e sono i giocatori esperti. Ancora, no basta, è finita. È entrato in campo Conte, è finita perché stanno esagerando, non si può fare così. Si sta ricreando il Conte Tuchel proprio, ma Conte in campo perché non si può, ancora falle, ancora gente sulle gambe, è arrivato anche Lang. No, la dovete finire, ma veramente è capace che interrompiamo la partita. E avrebbe anche senso, dispiacerebbe solamente per chi l'ha comprata e per chi sta a Castel di Sangro allo stadio che deve vedere una partita di calcio, ma non è una partita di calcio. Cioè noi cerchiamo di giocare a pallone, palla a terra, i passaggi, questi a ogni intervento alzano la gamba e ti vanno sul piede, ti vanno sul ginocchio. Non è pensabile. Non è pensabile proprio. Giustissimo protestare, giustissimo fermarsi, perché si dice... Mo Lukaku si è fatta male sull'Is, ok? Cerchiamo di essere chiari. Però non puoi rischiarne altri di cose traumatiche, veramente è una tragedia. Hai ragione Angioletta, Jack era una grande soluzione di emergenza. Jack che ti copriva vari ruoli, sicuramente. Però da quanto ci ha fatto capire anche Conte, anche lui voleva andare a trovare un po' di continuità. Non lo so quanta continuità troverà l'Atletico Madrid, però si va a giocare le sue carte, magari un Griezmann che più in là con gli anni, lui in scia. Ancora Lucca, buono la resistenza spalla a spalla con l'avversario, prova a metterla al centro un po' troppo sul portiere. Vediamo di far finire presto questo primo tempo. Siamo ora al 37esimo. Per fare regroup
e per fare tutti i cambi del mondo. In questo momento, io ve l'avevo detto, cambia al 45esimo, la partita lo impone perché va a finire che questi vanno in freva, che vogliono, non hanno la tecnica per metterti in difficoltà e per essere superiori a te. Il Napoli tiene il pallone e loro ti inseguono e ti fanno fallo. Non c'è dubbio. Lucca protegge palla, cerca di girarsi, la perde e ora riparte l'Olympiacos. C'è un 1 contro 1, Juan Jesus contro El Cabi. È bravo Juan Jesus di spalla a resistere alla carica e a servire all'indietro Milinkovic-Savic. Guagliù, questa è gravissima sta cosa. È gravissimo partire subito senza Lukaku. Attenzione, passaggio rischioso. Ora c'è il fallo di Rachmani. Giusto. Fallo giusto, perché c'era poi l'1 contro 1. Passaggio sbagliato, non ho visto se l'aveva fatto Anghissà o Lobotka, ma giusto il fallo di Rachmani. Fischio io, dice l'arbitro. France. Beh, lui poi ci mette la cazzimma. Se ci mette la cazzimma può essere... Comunque male proprio. Colpo di testa di Anghissà a liberare. Insegue il pallone De Bruyne. Il cross al centro, ancora libera McTominay. Scambio bello De Bruyne per Anghissà, che però perde palla, recupera l'Olympiacos, che però è impreciso e ci regala una rimessa laterale. Voglio, quanti ne siete? Tanti? Like, dai, grazie. Grazie. Non vi chiedo niente, non è per me, è per creatura. Lo sapete. Lo sapete bene e quindi... No, sto amareggiato, Sto amareggiatissimo. Noi ci fidiamo. Certo, Lucca si gioca una bella chance. Che si comincia tra quanto? Tra 10 giorni praticamente. 9 giorni. Politano, il cross verso Lucca, fuori misura. Bella chance per Lucca, potrebbe essere, vediamo, cerchiamo di vederla in positivo. Subito minuti importanti per Lorenzo Lucca, che sicuramente ha dimostrato che quando ha continuità i gol li fa. Nell'Udinese lo ha fatto. Essere l'attaccante di scorta non sempre è per tutti, quindi stare troppo in ombra di Lukaku potrebbe... Attenzione, errore di Anghissà lezioso. Opportunità, buona parata di Milinkovic-Savic. Errore di leziosità di Anghissà. Bisogna, tra 5 minuti devo vedere 11 cambi, No, 11, Lucca è già entrato. Devo vedere 10 cambi, ma proprio subito. Parata buona di Milinkovic-Savic, pallone da sotterra, deve cadere in fretta. Buona parata, calcio d'angolo ora per l'Olympiacos. Lo spiovente, troppo alto, troppo lungo per tutti. Ancora loro in possesso di palla, avanza Olivera in pressing alto e c'è un fallo di Politano, che però alza le braccia e dice non l'ho preso, ma l'arbitro l'ha concesso, se non il fallo la rimessa laterale, ma no, credo dovrebbe essere il fallo. Esatto, Rio, questo stavo dicendo, poi mi sono allargato. La speranza è proprio quella, è che magari non era così grave, ma lui, avendo esperienza, conoscendo il suo corpo, avendone subiti di altri di problemi del genere, te ne accorgi e dici, e la fai anche più grave di quella che deve essere. La fai più grave, non ti muovi proprio, perché sai che magari potresti continuare, non è proprio il caso di continuare e peggiorare la situazione. Ti sei fermato in tempo, appena hai sentito il minimo
ti sei buttato a te, però il fatto è che ha calciato. E quando calci probabilmente eri in massimo dell'estensione del muscolo. Speriamo che si sia fermato prima del problema lungo, ecco, perché il problema c'è, non c'è dubbio che c'è. Però ci sono durate diverse per questi problemi qua. Vabbè. Vabbè. L'anagrafica vale anche per i campioni o no? Temo che in caso di strappo, può essere, sai. Certo, può essere che ci metti un po' più di tempo per recuperare. Può essere. Comunque ci sono i vari livelli, strappo, stiramento, elongazione. Speriamo, insomma, è inutile fare previsioni adesso. È inutile fare previsioni adesso, però mi viene da dire, se hai dei profili in testa per quelli che sono gli esterni sinistri, certo non è che puoi cambiare tutta una strategia di mercato per un infortunio, così. Però se hai il dubbio tra due nomi, no? E uno è un po' più attaccante dell'altro, io ci ragionerei. Se hai il dubbio su due nomi che non sono usciti, per ora non ci sono. Cioè, a meno che non consideriamo quel Gods, che però è giovanissimo e che farlo diventare punta. Stiamo parlando della punta di riserva, perché in questo momento ce l'hai, è Lucca. Devi puntare su Lucca e va messo Lucca in una teca. In una teca di cristallo protetto a tutti i costi. Però non puoi pensare di non avere nessuno in panchina. Ti devi portare Ambrosì. Devi mantenere Ambrosino, non lo puoi lasciare andare finché non recupera Lukaku, almeno per avere numericamente qualcuno che ti possa occupare là, perché anche tra le caratteristiche McTominay ci puoi adattare McTominay, ma McTominay è bravo quando ci arriva là, farlo diventare punta, farlo giocare spalle alla porta, è un lavoro che fa Lukaku, che è un lavoro molto particolare, quindi dovresti ripensare tutto il modo in cui arrivi in porta. Una brutta bestia, una brutta. No, amico mio, Enzo, no, Popovic è stato rescisso il contratto, non so in quale Spartak è andato, una cosa del genere. È stato un flop totale, ci hanno raccontato un sacco di frottole su Popovic, che chissà che cosa doveva essere, non è mai uscito dalla primavera, evidentemente non ha convinto neanche là. Ed è stato mollato. Poi non so quanto fosse lui punta centrale, doveva essere più un esterno, però strutturato fisicamente. Però non c'è più. A terra anche De Bruyne, che si tocca il polpaccio. Vediamo che salta. No. No, Wayu. Questo non era un fallo, è saltato. Al 45esimo e 30 secondi. Ma che stai dicendo? Ecco, lo sai che. Lo sai, caro Goji, che Okafor, non lui nello specifico, perché risolvi un altro problema almeno un'altra volta e non nel caso. Però le caratteristiche quelle sono. Cioè, uno che fa la seconda punta, fa la punta e fa anche l'esterno. Se non vogliamo dire Okafor, ti riporto a Darwin Nunez, perché poi punta, che col Benfica faceva l'esterno e faceva una caterva di gol. Ecco, quel tipo di giocatore là. In piccolo Okafor quelle caratteristiche là, quindi se hai il dubbio trovare un profilo come questo, che non sia questo, e che possa fare entrambe le cose, quindi ancora una volta la ricerca della duttilità. Ngong anche sì, però lì ovviamente mancino,
quindi super adattato anche lui a sinistra. È uno che sì, si gira, vede la porta, senza dubbio, però quante volte l'abbiamo visto proprio punta? È uno che probabilmente ha le caratteristiche per farlo, e poteva farlo, però sì, insomma, uno di queste ali qua. Christopher Nkunku sarebbe l'ideale, può giocare sia a sinistra che punta. Questo è un altro di quelli che vanno, ed è stato pure chiacchierato, perché ovviamente tutti quelli in uscita da quella squadra, una caterva, però se ne parlava anche per l'Inter. Questo è un altro nome. Questo è un altro nome. È un altro nome. Lookman non lo so. Non lo so, Paolo, perché anche Lookman io lo vedo più esterno trequartista che non punta. Non lo vedo giocare punta nel Napoli di Conte. Come non ci vedrei nemmeno Mertens, che qualcuno diceva Mertens, sì, ma probabilmente neanche Mertens avrebbe tanto senso. Mi hai gasato. Mi hai gasato, Emanuele. Aiuto, mamma mia. E Nunez, caro Phoenix, è purtroppo andato all'Al-Hilal. Guadagna tipo 100.000 euro al giorno. Non mi ricordo, avevano fatto la divisione dei numeri, cioè dello stipendio per minuti al secondo, quanto guadagna al secondo, cioè si gira un attimo e ha fatto 100 euro, una cosa del genere. No, quindi Nunez non è più considerato. San Maximen, quindi torniamo ai nomi, quelli là di gennaio. Anche lui mi pare più esterno che punta, eh. Pavoletti, Mabro Carmo, Osimhen. Osimhen spesso è stato detto, ma perché non lo adattiamo veloce com'è, non lo adattiamo anche a esterno? E io ti dico di no, perché non aveva la tecnica per fare l'esterno. Vorrei vedere il Napoli con Buongiorno, Gutierrez e magari l'attaccante ultimo che deve arrivare, ma non mi piace il modulo senza ali d'attacco. Lo so, Davide, non siamo abituati tra Insigne, che poi giocatori anche diversi, ma Insigne o Kvara negli ultimi anni, un punto di riferimento lì sulla sinistra. E adesso manca. Io mi fido di Lang, io mi fido che Lang possa crescere, spero che si dia una mossa a convincere Conte, io sono già convinto, cioè a me non deve convincere. Spero che possa convincere Conte nel più breve tempo possibile, che si abitui a quello che Conte gli chiede in modo da avere una soluzione permanente subito, perché non è un giovanissimo Lang. Lang la sua esperienza internazionale ce l'ha e ha i numeri per farlo e ha fatto anche una stagione ottima l'anno scorso, quindi io ci punto molto, onestamente. Poi ne serve un altro, sicuramente ne serve un altro. No, non si sta costruendo il 3-5-2. Quante volte lo devo ripetere? No. Non credo. Non credo. Anche perché, voglio, i due chi sono? Parliamone, no? 3-5-2, chi sono i due attaccanti? Tieni a Lucca e basta. O se vuoi considerare sempre McTominay uno delle due punte, abbiamo capito, va bene. Gutierrez sicuramente può fare l'esterno a tutta fascia. Se però devi far fare l'altra fascia a Politano, stai spostando di nuovo Di Lorenzo a braccetto, che non esiste proprio, e no, a meno che ci metti Beuche, Marianucci, Rachmani, Buongiorno. Che fai? Togli Di Lorenzo da mezzo. Di Lorenzo esterno a tutta fascia, mi piace anche. Hai tolto Politano da mezzo, interessante. Non accadrà, non è accaduto nemmeno quando lo abbiamo fatto per quelle 2 o 3 partite l'anno scorso. Quindi io penso che questo 3-5-2 proprio no. Vedremo dei movimenti tra i centrocampisti, tra gli attaccanti, cose diverse, adattamenti e cose nuove, e differenza tra fase difensiva e fase offensiva, ma la difesa sempre a 4 secondo me la dovete immaginare, che poi si muove, che poi scivola, che poi si inserisce un Lobotka in mezzo, che poi un Gutierrez te lo trovi molto più avanti sicuramente, Di Lorenzo con le sovrapposizioni interne, questo senza dubbio.
ma di partenza il Napoli non difenderà mai 3, ovvero 5, perché lo stiamo vedendo adesso. Oggi era 4-5-1. Midori, per me sì, lui si adattò, non fece bene, ma ovviamente fu tutto sacrificio, si adattò anche a fare la punta, si è adattato anche a fare il terzino sinistro, nei periodi in cui venivano a mancare tutti. Ovviamente per me, ideale per fare l'esterno a sinistra, per me, per caratteristiche e per applicazione, te lo puoi giocare come vice Anghissà. Per me doveva essere l'erede naturale di Zielinski come mezzala, così come è stato Hamsik, poi è stato Zielinski, così doveva essere Elmas, quella mezzala offensiva a sinistra. Giocatore che in nazionale fa tutti questi ruoli e te lo ritrovi spesso trequartista, stella della sua nazionale. Per me non c'è alcun dubbio che è il profilo ideale. Ricordiamo che era il profilo numero 12, nel senso il primo ad entrare ad occupare tutti i buchi nello scudetto di Spalletti. Addirittura lui era arrivato a sostituire anche Politano e Lozano e veniva utilizzato anche ala destra. La gente si scorda il gol di Raspadori, il famoso gol di Raspadori con la Juve, che è iconico così, viene dal cross suo al bacio da ala destra. Ma sono io che sono... No, io ero fissato con Zielinski, ripetiamolo una volta per tutte. Io ho il debole per Zielinski, ma Elmas è forte e basta. Claudia! 30 mesi e 2 scudetti. Meglio tu che De Laurentiis, meglio tu che il Napoli, perché addirittura in meno tempo. Mamma mia, che meraviglia. Grazie mille per tutto il vostro supporto, Wagyu. Siete sempre straordinari e bilanciate tutto. Siete proprio il mio equilibrio, il famoso squadra equilibrata. Siete voi il mio equilibrio. Noah Lang, speriamo che non sia come Noah Okafor. Noah Lang non c'ha l'H, quindi è diverso. Speriamo che l'H sia la differenza. McTominay Lang non mi convince, lo capisco. Lo può fare in alcuni frangenti, ma perché lo ha fatto e quando entra in forma lo può fare, si può mettere dappertutto, però partire come idea iniziale neanche a me mi fa impazzire. Lo so, amico mio, lo so, Luigi, è proprio quello il problema. E quelli che hanno fatto questo tipo di valutazione poi non la facevano per altri giocatori, perché non lo so perché uno si fissa, eccetera, eccetera. Welcome to the community. Alfonso, benvenuto. Non la facevano questa valutazione e quindi il non avere ruolo spesso per chi non è poi non vuole approfondire fino in fondo con mente aperta che cosa uno fa in campo anche senza palla, e risulta quel giocatore che non è né per sottotitolo scarpe. E che vi devo dire, purtroppo io la vedo diversamente, poi ognuno è libero di fare le valutazioni che vuole. Ma buongiorno per Natale giocherà Emerick. Per buongiorno ci ha detto Conte che siamo alla fase finale del recupero. Quindi immaginiamocelo per sicurezza, se non vuoi accelerare, per sicurezza immaginiamocelo dopo la prima sosta. Quindi che cos'è? Metà settembre. Che fai 3 partite, poi c'è la sosta. Zirkzee io lo sapevo che sarebbe girata. Fonte Il Mattino. Non generalmente, e nessuno si offenda, non generalmente dei fulmini di calciomercato. Non una fonte, molto spesso loro sparano un pochino nel mucchio. E non avrebbe senso. Adesso ha senso, capiamoci. Adesso ha molto senso, perché con Lukaku infortunato vatti a prendere Zirkzee adesso. Ma non aveva senso prima. Lukaku serviva uno che dietro Lucca, senza dare fastidio, non uno che è esplosivo e che sta nel pieno del suo momento in cui deve giocare titolare come Zirkzee. Non aveva nessun senso logico.
Adesso ha molto senso. Prendi Zirkzee, si siede di nuovo in panchina e giochi anche meglio, perché io feci un video di provocazione quando Zirkzee sotto Motta faceva delle cose pazzesche e addirittura disse più forte di Higuain. Era proprio la provocazione per far scattare la discussione calcistica, perché non è così, però è quel tipo di 9 con i piedi del 10, giocatore associativo, giocatore che sa come venire a prendere il pallone, smistarlo con grande tecnica, sa usare la sua fisicità, che non è poco, che è un giocatore comunque molto strutturato, che però tocca il pallone come pochi. E aveva semplicemente il non segnare troppi gol, lo stava aggiustando, poi ha fatto una scelta sbagliata secondo me, quella di andare al Manchester, quindi dove si è ribloccata un po' la crescita. Ma io farei follie per avere Zirkzee, farei follie assolute, perché non è uno che come Lukaku è in fase discendente, anzi è in fase ascendente, però è più avanti di un Lucca, che nella squadra si deve vedere ancora che tipo di esplosione può fare. In potenziale sì, però Zirkzee c'ha tecnica e Lucca c'è più la fisicità. Mauro, Lukaku rientra in Fiorentina-Napoli del 13 settembre. È quello credo di sì, credo sia quella la prima partita dopo la sosta, giusto? Fatemi rivedere i matches. Quindi la prima partita col Sassuolo il 23, poi il 30 col Cagliari. Esatto, 2 partite e poi sosta lunga, perché si chiude il mercato, si fanno i fantacalci e poi ci sono praticamente queste 2 settimane quasi per recuperare. Speriamo che ne salta solo 2 a questo punto. Valentini, ci stanno veramente rompendo le uova nel paniere. Bravo Fabio, hai ragione. Dobbiamo inserire giocatori che fanno più gol. Via Raspa, via Simeone. Lukaku rotto, stiamo a posto. A me non preoccupa Lucca, però mi preoccupa che sarà un'altra sofferenza di giorni a capire chi compriamo. Gio, hai ragione. Perché adesso ci sarà l'autorizzazione, anche se non sono cose vere, a far diventare plausibili anche voci come quelle di Zirkzee, perché ovviamente il tifoso adesso è preoccupato. Stiamo solo con Lucca, come si fa? E Lukaku quando entra non sai come ti rientra, come si fa? È legittimo, è legittimissimo, è legittimerrimo che il tifoso si preoccupi e che il tifoso voglia anche una punta. Il problema sono le liste. Amici miei, sono le liste. Il Napoli l'unica cosa che può fare, e lo dico qua e lo urlo a tutta forza: Gonzalo Garcia. Lo ripeto fino alla fine, perché Gonzalo Garcia è under. Gonzalo Garcia, Real Madrid, non lo so se adesso qualcuno l'ha opzionato, se ci sono cose o se rimane il Real Madrid. Gonzalo Garcia perché noi non abbiamo lo spazio per comprare anche una punta. Lo dobbiamo prendere l'esterno. Lo stiamo prendendo Gutierrez. Dobbiamo prendere l'esterno che non è arrivato Ndoye. Che vuoi fare a destra? Puoi prendere l'under Guanlu e va bene. Quindi puoi togliere Mazzocchi. Solo se prendi Guanlu puoi togliere Mazzocchi, altrimenti resta Mazzocchi, resta Spinazzola. Come si fa? Come si fa a far entrare la gente? Non si possono tesserare. Non li puoi mettere in lista, tu li puoi pure comprare, a meno che non pigli tutti i giovanotti. I giovanotti Conte li fa giocare. Hanno dato la 9 del Real. Vabbè, allora ciao. E allora ci puntano e fanno pure bene, perché poi quando intravedi, quando vedi il fiuto del giocatore, non ha importanza quanti anni hanno, se hanno la stoffa e dimostrano subito di essere impattanti, fanno bene a metterli dentro giovani e buoni. E Xabi Alonso non si fa il problema, non si fa il problema. Ambrosino? Ma Hendrick come no? Certo, però pure lui un po' piccolino, giocatore completamente diverso. Gli stessi 11 impazziscono, no?
Però c'è strefezza. No, e Conte è folle. Comincio con la contestazione aperta. Sì, sì, Giuseppe. Sta Goz under siamo sereni secondo me Goz è uno di quelli che può finirci anche punta. Da esterno sinistro puro può finirci punta. Però anche lui deve crescere fisicamente. Aggiornamento, risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Risentimento è meglio di stiramento. Vediamo se così. Comunque io penso che le due partite se le salta. Penso che anche per non rischiare, no? Potrebbe essere recuperato, magari non per il Sassuolo, ma per il Cagliari, però non lo rischi, credo io. Quindi questo dovrebbe scongiurare anche il fatto che, però, la paura è quella che non basti. Conte out, confermare gli stessi 11 non c'è proprio bisogno. Non c'è proprio bisogno. Quello che dovevi fare era già stato fatto. I movimenti, le cose. Ma capita, la partita è diversa. Guarda De Bruyne come corre. De Bruyne ti fa mamma. Vabbè, comunque bene, perché De Bruyne ha fatto uno scatto in pressing impressionante, vuol dire che sta bene, almeno quello lo abbiamo scongiurato. Che professionista, Kevin, eh? Non si risparmia per niente, amichevole di merda. Potrebbe, sai, mantenersi un attimo. Si è messo là a studiare, a guardare i compagni, ad ascoltare con. Professionista esemplare. Vabbè, ma Yuma, non si diventa fuori classe se non sei così mentalmente. Eccolo lui in possesso di palla. Scambia con McTominay che gli ridà il pallone. La lascia ad Anghissà che allarga su Di Lorenzo. Ancora De Bruyne. Pallone per Politano. A centrocampo Anghissà. Accanto a lui c'è Lobotka che gli indica la via di Juan Jesus. Ma è lo stesso Lobotka a prendere il pallone e a darla a Juan, che serve Olivera, taglia nel centralmente Olivera, ancora in possesso di palla, non sa come liberarsene, ora si fa vedere Di Lorenzo, si sono benissimo incrociati i due terzini al centro del campo. E ora è Politano che giostra, e il Napoli in questo momento, li vedete la difesa a 3? Non è una difesa a 3 perché c'è Rachmani, Lobotka, difensore estremo centrale, perché siamo in possesso di palla, e Juan Jesus. Ancora Politano, serve Lucca che incespica un po' sul pallone ma la recupera. Il cross di Di Lorenzo, a chiudere non ci arriva Olivera. Primo controllo non perfetto di Lucca, poi dopo fisicità. Si è messo davanti al pallone e ha mantenuto il possesso palla. È cambiato il portiere nell'Olympiakos. Pensa come si scemo tu. No, perché poi io devo difendere la mia community. Io non sto leggendo la chat, ma penso come si scemo tu. Cioè, ti sei iscritto da me perché stai scemo in da chat. E yam. E vedi che poi uno deve reagire quando legge certe cose. Ho alzato la testa e ho letto questa genialata. Ti blocco io. Facciamo così, ti blocco direttamente io. Perché non si può proprio fare. Cioè, sta gente. Fai tu, Fabio, fai tu. Non posso perdere tempo. Questo è il problema di quando aumentano i numeri. Quando si raggiunge troppa gente. Io non so più. E poi può essere pure che tu sei uno di quelli che stava da. Però non credo, perché la gente mia non scrive queste cose. Può essere anche che qualcuno scrivendo scimità, perché può essere che uno sta scrivendo cose magari troppo esagerate che non sono in linea con il mio pensiero editoriale. Ma disiscritto è proprio una cosa che. Siete fenomenali, certo. Siete dei fenomeni, non fenomenali. Fenomeni. Allora, inquadrano De Bruyne, che è serio, serissimo. È partita vera per lui, non vuole sapere niente. Molivera, perché Mattias Olivera si scrive M Olivera e lui deve avere anche il nome davanti, che la dà indietro a Juan Jesus. De Bruyne
che ora viene contrato, perde il pallone, insegue il pallone McTominay, molto quiet McTominay ovviamente, perché non è una zona dove brilla, ma questo è il momento di fare di necessità virtù. Deve crescere Lang, deve crescere Lang assolutamente. Bene il posizionamento di Milinkovic-Savic al limite dell'area per anticipare l'avversario e recuperare il pallone tra le sue braccia. Juan Jesus, il lancio verticale, De Bruyne di prima per McTominay, che è bravo a controllare e a superare un avversario. Palla ancora per il Napoli, dal vantaggio l'arbitro. Anghissà avanza, palla al piede, al suo fianco ha Politano, ma serve Di Lorenzo. Che serve Politano, che la ridà Di Lorenzo, che riserve Politano. Il Napoli adesso decelera, si chiude l'Olympiakos e il Napoli senza fretta ricomincia. Rachmani, De Bruyne, Rachmani, verticalizzazione, velo di McTominay, il controllo di Lucca e poi libera l'Olympiakos. No, Vincenzo, ma lo so, Francesco, sono ragazzi, lo so, però io tengo 40 anni, capito? E purtroppo sono sensibile, non riesco sempre a mantenere la calma e a compenetrarmi in... A me, sapete una cosa? A me capita anche quando lo leggo su altri canali, non solo quando capita a me. Quando per esempio sto guardando una live di Calcio Napoli 24, no? E hanno dei problemi tecnici, perché capita che hanno dei problemi la connessione, eccetera, eccetera, e l'immagine si sgrana per mezzo secondo. Ma voi non avete idea, vabbè, forse avete idea se siete passati. La chat che comincia, ah, non si vede niente, ma volete aggiustare invece di parlare, ma perché non aggiustate? Ah, mi disiscrivo perché... Io vado in freva anche per loro, cioè non mi riguarda personalmente, ma vado in freva per la gente che non ha un pensiero logico. È naturale che ci siano dei problemi. Secondo voi vogliono mantenere l'immagine sgranata e non stanno cercando di risolvere se possono risolvere? E invece no, siamo cioè, la fretta di criticare, di dire la parola in più, di attaccare, di rompere i coglioni, perché dietro al nickname nessuno si prende la responsabilità, perché dietro al nickname ognuno può scrivere il cazzo che vuole, e se mi incontri per strada questa cosa non me la direi mai e non lo diresti mai a Calcio Napoli 24. Ma vi volete muovere? Che cazzo, che servizio di merda! Quindi io vado in freva non solo perché capita a me, ma vado in freva in generale su internet quando leggo l'impossibile. E l'impossibile è stato reso legale, diffuso e legalizzato, finché probabilmente se cominciamo a raggiungere un nome, un cognome, una faccia a tutti i profili, non dico che le cose cambiano alla grande, perché, attenzione, scende McTominay, palla al piede, McTominay in zona tiro, la lascia a... no, era De Bruyne, è gol! Gol di Lucca, si esulta, non era fuori gioco? Bene, era De Bruyne, palla al piede, che ha lasciato a McTominay, assist per Lucca. Non so se era fuori gioco, ma esultano, quindi non ce ne fotte proprio. Allora, vediamo, tutto il campo si è fatto. De Bruyne la lascia a McTominay, che era in posizione a destra, e in spaccata di destro, praticamente a porta vuota, Lucca bene, perché Lucca deve rimanere sempre in confidenza con il gol, e ne ha fatti parecchi in questa preparazione. Bene, banner Napoli Olympiakos, aggiustiamo, 2-0, no, questa è un'altra tastiera, Politano, Lucca, assist di Mect, salva. Bene, voglio. Però adesso cambiali tutti. Io insisto, non li farà faticare, non li fare, che lì ci stanno dei programmi evidentemente fisici che sono scientificamente vanno mantenuti. Io capisco anche questo, evidentemente tu tieni una tabella e la devi rispettare, perché quelle sono il programma di lavoro. E non puoi cambiare i tuoi programmi solo perché c'hai dei macellai davanti. I macellai si devono dare una calmata, altrimenti devono volare pure i cartellini rossi e andiamo alla rissa.
E non fa niente, si va alla rissa. Se tu hai dei programmi stabiliti devono fare la sgambata, devono entrare in forma, se no non hanno il ritmo partita, sa da fare così. Sono scemo io a pensare di imporre una scelta a Conte per paura mia che poi si fanno male i miei giocatori. Bisognerebbe ragionare tutti così. Poi anche gli allenatori possono fare degli errori, anche i preparatori possono fare degli errori. Però sono semplicemente perché sono scottato dall'infortunio di Lukaku, che resta grave, resta una cosa grave. Quindi avete capito il mio pensiero sui social e sui CM? Perché ne è pieno il mondo, ne è pieno il mondo. Ma molto spesso non li trovate mai dirvi certe cose in privato. Io quando ricevo un messaggio privato, è difficile che è un hater che mi scrive in privato. Gli hater si fanno sentire solo in pubblico. Ci avete fatto caso? Ci avete mai fatto caso? Perché? Perché vogliono il validato, vogliono sentirsi validati. Magari scrivono una cosa odiosa e trovano uno che gli mette il mi piace, cioè un altro hater ma meno coraggioso, che aspettava qualcuno che lo dicesse in modo tale da mettere il mi piace, così l'hater si sente non ti odio solo io, c'è un altro che ti odia, odiamo tutti e due. In privato quel mi piace non ti arriva, ma in privato non mi vieni a dire le cose, non mi vieni ad odiare in privato, altrimenti in privato uno potrebbe avere una conversazione e l'odio si scioglierebbe. Quindi questa è una dinamica che io conosco molto bene, che non è nuova, è solo in pubblico che poi l'ego ti fa dire delle cose, ti fa scrivere delle cose. E non avviene in chat perché poi c'è la maggioranza ti schiaccia. Queste dinamiche le conosco molto bene. Ma torniamo alla partita, siamo al 56esimo, il Napoli avanza con Anghissà che si ferma, la dà all'indietro per la corrente di Lorenzo che cerca un po' di spazio per il cross, la lascia ad Anghissà che trova lo spazio per il cross, alto Olivera, la rimette al centro De Bruyne. Olivera era finito più centrale di McTominay. Napoli resta in possesso di palla, ancora De Bruyne, serve Politano che di prima cerca di servire McTominay, pallone è quasi uscito, la tiene in campo e guadagna un fallo di corner. Mario 25 gol a man, figuriamoci, lui li può fare. È chiaro che se parti da panchinaro di Lukaku hai molti meno minuti per farli sti 25 gol. Se invece Lukaku parte col problema e ti dà un po' di spazio durante la stagione per rifiatare anche per gli impegni Champions, perché no? sarebbe il non plus ultra. Stanno diventando rari i giocatori da 25 gol in campionato nostro. Smanacciata del portiere, recupera palla Politano. Grazie, altrove, ma io lo so, siete la vostra, siete la mia gioia, siete voi. Però è chiaro, capita come si dice, il contenuto che attira più persone, vengono, restano, poi se ne vanno, poi è inevitabile, è una questione proprio statistica, che non esistono 30.000 persone che la pensano tutte alla stessa maniera, tutte educate, così, quindi è bene anche stabilire le distanze, perché a me non mi interessa fare numero a prescindere, se siamo di più ma tutti validi, ben vengano. Ma quelli che rompono i coglioni mi tolgono spazio a voi. Cioè, io già so che in questo momento molti si lamentano e dicono tu però non rispondi molto ai commenti sui video. Avete ragione, ma sono troppi. Quindi io apro ogni tanto, ne becco uno, se sono d'accordo lascio il cuoricino, se invece c'è da discutere si discute. Ma se mentre scorro uno di questi commenti è preso da uno che va da solo robro cazzo, è una perdita di tempo, cioè ha tolto spazio a un potenziale commento interessante, a uno spunto tattico o a una cosa in cui uno si trova d'accordo o non d'accordo ma con educazione. Quindi sta gente se ne dai e devono sentirsi respinti da me. Il problema è che gli hater a volte sono i tuoi primi seguaci, ne stavamo parlando oggi nel gruppo Telegram.
quelli là non si perdono un video, sono a volte più fedeli perché ti odiano, vanno in freva ogni volta che tu apri bocca e probabilmente odi la mia voce, odi i miei capelli, odi il modo in cui faccio i video, odi tutto e guardi. Il locale è triste e stai sempre qua. Il locale è triste e stai sempre qua perché quella è un'altra dinamica che su internet funziona, essere odiosi e c'hai più gente che ti guarda per criticarti. È una scelta anche di alcuni creator, essere più odiosi possibile perché così la gente hate watching. A me non mi piace così, però alla fine un po' di odio ti può capitare anche se non lo fai di proposito. McTominay in posizione praticamente di terzino sinistro perché in ripiegamento difensivo, rilancio in avanti. Alberto, grazie per un caffettuccio, grazie amico mio, grazie infinite, me lo prendo proprio volentieri. Oggi ce n'era poco in cucina, nella macchinetta, e non tenevo nemmeno voglia di farlo quello nuovo, quindi ho preso solo un sorso e probabilmente dopo mangiato la faccio perché tengo voglia. Riparte il Napoli con Politano a lungo sulla destra, sfrena, lancia un giocatore al bar, ora lancia però De Bruyne che controlla col tacco, se la mette sul destro, prova il tiro leggermente alto, un regalo per... no, nemmeno perché c'è la rete di protezione. McTominay dà il 5 a De Bruyne che ringrazia Politano per la sventagliata, ha provato il tiro da fuori area, fuori misura. Quindi grazie Alberto. Luigi, facciamo due chiacchiere, non lunghissime, non di un'ora, ma due chiacchiere le facciamo. Perché questa è l'ultima amichevole, dobbiamo prepararci a quello che sarà il campionato. Sarà inevitabile secondo me parlare ancora di mercato, ma vediamo le vostre domande. Vediamo di cosa volete parlare. Sì, Rossana, hai ragione. Hai probabilmente ragione. Mi sento un po' più libero. In realtà è un passaggio, cioè prima ero più libero, pochissima gente, quindi dicevo, vabbè, non mi segue nessuno, che me ne frega. Poi mi sono reso conto o almeno ho cercato di essere un pochino più serio, più professionale, più pulito possibile, anche perché poi ci sono anche, quando mi sono reso conto che molti tifosi giovanissimi seguivano il canale, non tutti però molti erano anche giovani, ho detto non voglio che poi venga preso ad esempio un certo tipo di atteggiamento. Adesso io credo anche di aver stabilito con la community un rapporto di estrema sincerità, cioè non mi posso nemmeno trattenere più di tanto se arrivano delle cose e il famoso chi mi conosce lo sa. Non posso nemmeno pensare di essere una testata giornalistica con tutti i pregi e i difetti di una testata giornalistica, è un canale YouTube. Di conseguenza, se salta il segnale, se laggo ogni tanto e se mi scappa una parola in più, questa è la bellezza di essere liberi e di non dover dare conto a nessuno. Almeno c'ho questo e quindi mi sento anche un po' più libero, devo dirvi la verità. Allora, è saltato tutto il saltabile. Leggevo pure di qualcuno che aveva avuto dei problemi. Vediamo se li risolvo, altrimenti diventa così. Allora, Yuri, tu che sei sul pezzo, più sul pezzo, li trovi pronti per la prima del campionato? Bah, secondo me sì. Secondo me sì. Il problema è che, cioè, se devo immaginarmi un problema, è cioè, stiamo partendo con un'idea che forse non era l'idea iniziale. E il che a volte ha un tempo di...
Cioè, per esempio, noi quando cominciamo l'anno scorso, cominciamo con quel 3-4-2-1 che funzionava e non funzionava. La prima partita andò male, poi stava cominciando anche a funzionare e poi cambiammo perché il mercato ti portò McTominay e cambiammo completamente, McTominay oltre a tutti gli altri, e cambiamo modo di giocare. Non me la sento di dare un giudizio finale al Napoli adesso, perché mi rendo conto e credo che questa non sia la forma finale. Cioè, il Napoli con tutti i centrocampisti dentro va bene perché mi sembrano i giocatori più forti e più affidabili che Conte ha, e quindi lui si affida a loro. Però non hai poi ricambi in panchina dello stesso livello per mantenere quell'assetto tattico. Quindi io credo che il Napoli voglia comunque riplasmarsi sul 4-3-3 con l'arrivo di un esterno sinistro. Credo che lo voglia fare. Poi se riesce a farlo è un altro paio di maniche, perché non ci sveniamo e non andiamo oltre quelle che sono le possibilità. Però io credo che questo sia un altro vestito di un Napoli che, quando devi fare di necessità, è come se cominci con la necessità virtù, cioè cominciare con l'indisponibilità di Lang. Fai conto che era infortunato, fai conto che l'avevi venduto a gennaio, o fai conto che in questo momento, come dici, non lo vedo pronto come vedo pronti gli altri. Quindi cominci con la necessità virtù, ma poi devi virare su quella che è una squadra che prevede un esterno sinistro, che può essere Lang che cresce o la figura Ndoye che cercavi e che la trovi in un altro giocatore. Quindi mi risulta strano dirti siamo pronti, questi qua li vedo già pronti, possiamo fare un gran bene. Possiamo farlo, però non credo sia la forma finale di questo Pokémon che è il Napoli. Così la vedo, non so come la vedete voi. Pallone corre molto più fluido in questo secondo tempo. Ma io per questo, vedi, mentre ti dicevo voglio tutte le sostituzioni perché ho paura degli infortuni, e secondo me Conte Savais, e avendo tutte le anche i dati scientifici, sapeva di dover far entrare il ritmo gara nelle gambe. All'inizio è più dura, all'inizio sei imballato, poi fai in modo che arrivi per la settimana. Adesso devi andare sul leggero, cioè non devi caricare di più, devi lavorare, come si dice, no? Lavorare sulla velocità e sulla leggerezza, e quindi riabbassare il carico per arrivare più brillante per il 23. È il 23? Il 23 agosto. Quindi era anche prevedibile. Sono folle io a pensare di dire a Conte quello che deve fare. La forma finale la vedremo verso novembre. Sì, può essere. Può essere che sia così. Kenny, benvenuto. Nel frattempo io sono al 66esimo e 45 secondi, con l'Olympiakos in possesso di palla. Più live reaction. Antonio, ci sto ragionando, sai? La live, cioè guardare la partita, il watch along, guardare la partita con voi è molto stancante, e la vedo anche peggio, perché mi distraggo, leggo i vostri messaggi, mi viene naturale fare la telecronaca perché non voglio stare zitto. Io quando faccio la reaction registrata, io sto zitto finché non succede la cosa e là esplodo, ma quando sto zitto posso guardare i movimenti senza palla, guardo gli avversari, così. Le partite live, la mia reaction live non me la fa non le vedo bene, e per me quella è una priorità più che l'intrattenimento che poi mi viene naturale fare, che voglio fare. Olivera stava inciampando tra Pallone e Conte, quindi sì, ci voglio ragionare. Qualcuna avrà senso farla, anche per una questione di tempistica, magari non avendo tempo di fare dopo l'editing, oppure non andare live dopo. Insomma, ritornando al discorso di prima, sarò un po' più free di fare come capita, senza avere degli appuntamenti per forza fissi, che so che aiutano uno che deve seguire il canale, sai di avere l'appuntamento fisso, ma devo essere più free perché poi il mio lavoro è la musica e devo sempre fare intorno alla musica quello che è il canale.
quindi la mia risposta è state tuned. Tu sei uno di quelli che sta sempre live, quindi non ti perderai niente. Bloccato un pochino tutto, quindi ancora di più. E parecchio, caro Valerio, parecchio secondo me. Claudia, come stanno giocando? Non c'è male. Adesso vedi, sono andato in loop di commenti, quindi sto vedendo anche di meno. Però, primo tempo di calci. Che stavamo giocando benino, insomma, bene. Il tentativo di costruire dal basso senza buttare mai il pallone. Abbiamo superato la prima linea di pressione dell'Olympiacos più volte. Bel gol di Politano. Dopodiché si segnalano più calci che calcio, con loro sempre a farci il fallo sistematico e il Napoli che cercava di giocare intorno a queste marcature. Secondo tempo arriva anche il gol di Lucca, che è importante, e sto seguendo molto di meno perché adesso non è più nemmeno il caso di guardarla. Va bene, bravo Francesco. Non era la stessa squadra, quello era un motivo negativo mentale, la squadra era forte. Ma non so, questa è parte di un messaggio più completo, più complesso. Che Gel usa Kevin per mantenere quei capelli all'indietro pure mentre corre. Te ne una capo quando si scende al mattino, Kevin, che ci sono delle fotografie con questo capello fonatissimo enorme. Col gel è tutto un altro paio di maniche. Natural Gel, ma Natural Gel era taglia la tela? Era la pubblicità con taglia la tela che si metteva il gel sui guantoni. Aiutatemi a ricordare perché faccio un salto nella memoria. Lucca mi dà la sensazione di quegli attaccanti sgraziati, non tanto forti tecnicamente, ma abilissimo nel movimento e nel farsi trovare al punto giusto, facendo i cosiddetti gol brutti. Sì, perché poi essendo così alto è chiaro che sono esteticamente più piacevoli i giocatori di 1,80 massimo, non troppo bassi, che anche quelli bassi sono piacevoli da vedere quando hanno una corsa fluida, però è chiaro, quando superi 2 metri è difficile essere anche eleganti, però essere efficaci già sarebbe alla grande. Lo so, Francesco, ma tra di noi ci capiamo, lo so, è chiaro. Buonasera a tutti gli amici bellini. Su Gutierrez lo vedi come tipo di giocatore alla Mario Rui ma con più capacità difensive? No, lo vedo come giocatore alla Teo Hernandez con meno capacità difensive. Ma semplicemente perché negli highlights, io non ho visto partite, negli highlights di Gutierrez non ci sono molti momenti di fase difensiva, anzi c'è tutto il repertorio in fase offensiva. Poi ha più fisicità di Mario Rui per poter essere bravo anche in fase difensiva, però io lo vedo più veramente. Il paragone con Teo Hernandez ha senso perché Teo Hernandez è uno di quelli che in difesa soffre, è uno di quelli molto offensivi che in difesa soffre. Quindi il paragone lì, anche come struttura di giocatore, ci sta. Quindi non il giocatore alla Mario Rui, perché Mario Rui secondo me è anche più tecnico di Gutierrez per quello che ho visto negli highlights. Il piedino più morbido, il cross più morbido. Gutierrez è uno che si inserisce, va fino in fondo, ce l'ha la tecnica, ce l'ha la possibilità anche forse più dribbling di Mario Rui. Mario Rui aveva proprio la tecnica di toccare il pallone in un certo modo, mentre Gutierrez l'ho visto anche entrare dentro al campo, saltare l'uomo se lo deve saltare. Ma fase difensiva io non è che vi metto in guardia, ma se gli vedo fare un errore, un ripiegamento in meno, non cado dal pero, semplicemente questo. Poi se è completo, se ci diventa completo o se lo è già, da tutto tanto di guadagnato, perché no, che è a terra, chi è? Politano a terra, Crampi. Pensavo con i nuovi giocatori Conte avrebbe provato più moduli durante le amichevoli, purtroppo sembrerebbe già le idee molto chiare, punterà su 1 o 2 moduli. Che non lo so come continua. Sì, capisco quello che dici, però già che vediamo 2 cose, cioè il 4-3 e il 4-2-3-1, che poi possiamo chiamare questo 4-2-3-1, qualcuno lo sta chiamando 4-1-4-1,
che è pure un modo sfizioso di dire 4-2-3-1, cioè è la stessa cosa, cioè i due che sono le mezze ali, un po' più avanti insieme alle ali, cambia veramente poco. Però devi dare dei punti di riferimento, specialmente per i nuovi, visto che ci sono molti nuovi innesti. Se provi troppe cose, secondo me nemmeno è il caso. Quindi devi dare dei punti di riferimento che loro studiano e mettere delle basi forti su questo. Dopodiché, attenzione, l'Olympiakos che scende al limite dell'area, buono l'intercetto di McTominay. Dopodiché, con le certezze acquisite, quando tutte, perché Conte ha detto dobbiamo ancora oliare certi meccanismi offensivi e difensivi, quando saranno oliati, allora tu puoi aggiungere delle conoscenze e dire ok, se in questa partita ci vogliamo mettere a 3 con la doppia punta, facciamo diversamente. Però secondo me è giusto dare un paio di direttive senza mettere troppa carne a cuocere, specialmente per i nuovi. Poi sono professionisti, sono tutti giocatori anche di una certa esperienza, che se gli chiedi di fare un'altra cosa la fanno. Però è il perfezionista, Conte è perfezionista, quindi finché non è perfetta una cosa, secondo me non va avanti a farne un'altra. Bobby, show me. Show me. Oh, perfect. You like that? Ok, perfect. Just that. A parte le lunghe. Quindi, Ogliate, bravo. Oliate. Che film è questo? Non lo chiedo a te, ma lo chiedo agli altri. Allora come si dice? Scolio o scolio? Scoglio o scolio? Allora, qualcuno mi dice fuori Lucca, il che significa, intanto vedo qua Gesù sta a terra, è una carneficina. Io spero che i ragazzi stiano anche esagerando, nel senso come fa Olivera, cioè esagerare le reazioni su un fallo. No, ma questo è entrato proprio nella caviglia, ma stiamo scherzando. Gilmour e Neres arrivano le sostituzioni al 75-76esimo. Giusto il fuori Lucca, Waiu, giustissimo, a prescindere di come sta e se vuole giocare, perché tu a questo punto devi provare anche la soluzione senza di lui, lo devi preservare assolutamente in teca, nella teca di vetro, subito. Quindi vediamo se è proprio Neres che va a fare la punta o no. Non lo so, non credo. O se giochiamo proprio senza punta. Entra anche Gilmour al posto di Lobo. Cavaliere della... Cavaliere. Cavaliere. Cavaliere con la L. Allora fatemi capire. Siamo passati a 3. Vedi, perché poi parlavamo delle cose, delle soluzioni tattiche. Fammi vedere se siamo passati a 3. Rilancione di Milinkovic-Savic direttamente fuori. Vediamo se ha messo McTominay davanti. No, in questo momento punta centrale c'è De Bruyne con Anghissà. Quindi in questo momento stiamo giocando senza punta. Cioè il più avanzato è Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne falso 9. Ha detto Conte 4-3-3, perfetto. Allora, quindi possiamo immaginare che c'è Kevin davanti che scambia, vedi che viene in perché quello poi c'ha un'intelligenza da c'è Neres a sinistra. Adesso Kevin che si abbassa, si inserisce ovviamente McTominay che fa la mezzala di più. Queste sono le soluzioni poi. Chi ci ha adatto? Ci ha adatto De Bruyne. Sono quei giocatori che veramente, sai, quando senti le interviste, quello poteva fare qualsiasi ruolo. Quando fanno le interviste su Hamsik, poteva giocare terzino, poteva giocare mezzala, interno, attaccante, poteva fare qualsiasi cosa. Poi ad alti livelli, ovviamente, hai un ruolo preferito e più definito. Però questo significa poi essere fuori classe, che anche ad alti livelli ti puoi adattare e puoi fare delle cose. Mettili qua, mettili qua, mettili qua.
Perché non schierare Ambrosino? Bella domanda, che potrebbe essere... La risposta potrebbe essere: uno, ci sono delle voci di mercato e tu non vuoi rischiare che lo fai entrare, lui per la foga gli fanno un fallo, ti salta la cessione e saltano i piani. Quindi a volte i famosi infortuni di mercato, no? Dice è indisponibile, anche se non lo consideri indisponibile, non lo usi, non lo vuoi utilizzare per paura che fai la frittata. 2. Seconda risposta: inutile mettere Ambrosino se poi nella tua testa già sai che non ci punti e che in caso di emergenza preferisci mettere De Bruyne là, preferisci mettere un McTominay là, preferisci fare delle altre cose. Quindi queste sono due risposte che Conte non ti può dire chiaramente, ma che secondo me sono plausibili. Quindi o non lo o l'hai già venduto, o in trattativa, o non lo considera una... È chiaro che lui in conferenza ti deve dire: dobbiamo vedere qual è la situazione migliore per lui. Che cratarice. Napoli inguardabile addirittura 0-10. Oltretutto io non mi ricordo tanto del tuo nome. Mi potresti essere uno dei nuovi, dei nuovissimi. Che inguardabile sta partita, direi di no. Però sei tu uno di quelli che ha fatto andare via quell'altro che ha detto stanno troppi. Non lo so. Esce Politano all'80°, Trotterella verso la panchina. Fatemi sapere chi entra. Spinazzola. Quindi con Spinazzola vediamo se poi andrà lui a sinistra spostando Neres a destra, o se va direttamente lui a destra, tanto può fare tutto bene. Ah, che non si vede bene, dici tu. Ah, esatto, sì, ma capita con OneFootball, capita con Sky, capita spesso. Fabrizio, Napoli deve prendere altri 4 giocatori, se non 5, però Conte viene in giro e gli dice che candidato ancora per... Vabbè, 4 se non 5, Fabri, come cacchio fai? Come cacchio fai con le liste? Dove li metti? Prendi 5 giocatori giovani o 5 di quelli là che sono in lista, adesso li stai facendo fuori tu. Come fai? Come fai? Io capisco i punti in cui servono delle riserve e non ce le hai in questo momento, perché sono caselle occupate da giocatori di cui ti fidi di meno, vedi vari Asa, vedi vari Vergara, ma come te pigli? Ah, giovani? Se è giovani, vabbè. Giovani va bene, poi devi valutare se i giovani che prendi, che puoi trovare sul mercato, sono meglio o peggio di un Vergara, che a me non dispiace onestamente. Detto tra noi, tanto siamo in pochi. Tra Asa e Vergara, io dico Vergara sempre, di Asa si dice un gran bene, tutto a posto, però proprio tecnicamente, come tecnica pura, secondo me Vergara è un altro livello rispetto a Asa. Asa ha tanta volontà, mi ha fatto vedere tanta voglia di adattarsi anche in ruoli non suoi, di andare a fare anche l'aggressione che magari non è subito nelle sue corde. Sì, però me ne tengo uno, non due, capisci? Volevo un parere da te. In questi giorni ho seguito ecco, proprio di Asa, no? Non so se da gennaio non ha giocato perché non era ancora pronto, adesso lo vedo molto bene a fare le due fasi, molto meglio dei Miretti eccetera. Allora, Miretti già ha esperienza con la Juve e esperienza col Genoa, dove era protagonista. Non me la sento di dirti che Asa, o parere mio, non è che non me la sento, il parere mio è che Asa è dietro un Miretti, ma di gran lunga. Poi ti stavo dicendo proprio questo, che ti ha fatto vedere grande volontà nel fare la doppia fase e di adattarsi anche in ruoli che non sono i suoi. A me Miretti non mi fa impazzire, ti devo dire la verità. Non rappresentava quella soluzione ibrida che può fare un po' di tutto in piccolo, che non ti occupa la lista come te la occupa Elmas, onestamente. E secondo me è un po' pompa, poi magari arriva e mi rimangio tutto, però resto dell'idea che è un po' pompato perché viene da quel vivaio là, e vale sia per Miretti che per Asa, attenzione, perché anche con Asa viene da quel vivaio là.
quindi non mi fa impazzire. Parata di Milinkovic-Savic, colpo di testa, pallone che forse andava sulla traversa, se rivediamo questo. Sì, forse non c'era neanche bisogno. Sì, non c'era bisogno di questa parata perché era leggermente alta, ma lui alzando senza nemmeno farla più di così, e si è mantenuto tipo Dunkin Donuts. Dunkin. Altro calcio d'angolo per l'Olympiacos, mancano 6 minuti alla fine delle ostilità. No, non lo vede il campo, già i primi indizi. Amico mio, Conte è stato chiaro, cioè noi possiamo avere delle intuizioni e diciamo tra di noi a bassa voce, dice forse non è ancora pronto, forse può fare meglio, forse deve ancora avere l'impatto. Buongiorno, è entrato! Ma c'è sta bisogno di fare trasi a buongiorno, che magari fa uno scatto e mi metto paura. No, ci dobbiamo fidare di Conte e del suo staff. Non posso. Perché a 5 minuti gli fai fare 5 minuti, vabbè. Dicevamo sull'Hang, noi possiamo avere delle intuizioni, ma quando poi Conte stesso te lo dice in conferenza, non sono indizi, te lo ha detto chiaramente, ha detto, quello là viene da un calcio molto diverso, io ad oggi mi fido dell'usato sicuro tra virgolette, perché parto da quelli che mi danno più certezze e che hanno fatto un anno di lavoro con me. Ma più di questo che ti deve dire? Che cosa ti deve dire? Poi ci saranno partite che magari la partita bloccata, tu ce lo metti un Lang dentro, se stai magari che devi recuperare, allora tu puoi mettere i fringuelli dentro, secondo me Conte non si fa problema a mettere giocatori anche non ma quando devi recuperare, quando invece tu stai facendo la partita o sei in vantaggio o sei ancora nell'equilibrio dei primi 45 minuti, secondo me dobbiamo aspettare ancora un po'. E lo dico con la morte nel cuore e lo dico che mi dispiace perché a me Lang fa impazzire, ma non basta avere i numeri e avere le skills, perché devi fare tutto il resto del lavoro e non si scherza con Conte. Ricordiamo che Conte non faceva giocare Fabregas nel Chelsea, Fabregas lo dice spesso, non lo faceva giocare, poi mi chiamò a giocare all'improvviso che non ero nemmeno pronto e dovevo subito performare, che non me l'aspettavo nemmeno. Quindi sotto questo punto di vista Conte è un allenatore molto particolare, se non fai quello che devi fare non si fa. Il Gatorade di Gasperi. Ma JJ pure l'ha detto chiaramente, ha detto Conte o mi fa finire la carriera qua o me la allunga, e gliel'ha allungata. Bello vedere Buongiorno toccare il pallone, toccalo piano piano amico mio, senza che ci facciamo male. Tranne De Bruyne, di nuovo vi scordiamoci per almeno il primo mese e mezzo, la seconda pausa, secondo me sì, secondo me è corretto questo. Ma allora non sei dei nostri, Gong non era da me, non era meno, solo depresso e sottovalutato al vostro mago del pallone, vabbè. Allora pure tu non serve. Chi è il mago del pallone? A chi ti rivolgi? Ti rivolgi a Conte? Fammi capire, perché io poi io voglio pure capire i punti di vista. Alcuni Enzo, le emoticon, alcuni modi di scrivere non servono emoticon, si capisce il tono. Altri modi io rischio di malinterpretarli. E quindi non ho capito a chi ti stai riferendo con questo sarcasmo. Giochiamo da cani. Ok, non ti piace Conte, abbiamo capito. Quindi Gonge era un grandissimo calciatore e Conte non è buono perché non lo faceva giocare. Ngonghe al Torino, io ti dico che secondo me può fare molto bene, perché Baroni lo conosce bene, sa come valorizzarlo, eccetera eccetera. Baroni è un allenatore che ha dimostrato anche con la Lazio un po' meno attento alla fase difensiva e molto più nel fare una fase offensiva più spumeggiante, così. Alla fine la Lazio ha fatta finire i track, noi abbiamo vinto lo scudetto. Poi se non avessimo vinto lo scudetto l'ultima giornata saremmo arrivati comunque secondi, più che dignitoso con la squadra che tenevi. Va benissimo. Io ti dico una cosa, faccio sempre parlare le interviste e faccio parlare i protagonisti. Se Ngonghe stesso ti viene a dire candidamente, perché è proprio un bravo guaglione,
ai microfoni della radio partner, a me la fase difensiva non mi piace farla, ma tu, secondo te, con un allenatore come Conte, ma quando giochi? E assai i minuti che ha fatto dopo aver detto una cosa del genere, che a noi ce lo fa sapere praticamente a fine stagione, ma nel frattempo Conte lo vede in allenamento tutti i giorni, che magari se deve fare un ripiegamento lo fa sfasteriato, non gli viene naturale farlo, mentre altri si fanno un cuore così. Non è questione che Ngong sia forte o non sia forte, ha sicuramente delle grandi potenzialità, ma non serve, perché le grandi potenzialità da sole, senza l'impegno, senza l'essere McTominay, senza l'essere De Bruyne, senza l'essere anche Politano, te le fai fritte. Te le fai fritte in generale, ma te le fai fritte doppia frittura con Conte. Conte ti piaccia o no? Questa è la scelta, quindi non c'è niente da fare. Siamo a 30 secondi al 90°. Ne parliamo a novembre. No, ma ne parliamo a novembre, io ti rispondo sempre la stessa cosa. Non è che se Ngong fa 10 gol entro novembre io cambio quello che ti ho detto. Io ti ho spiegato il perché non gioca. Non ho detto che Ngong è scarso. Ti ho spiegato il perché con Conte non gioca mai. Quindi che tu vieni a novembre e mi dici, hai visto Ngong ha fatto 3-4 gol? Ti ripeto lo stesso monologo. No, perdiamo tempo e andiamo avanti. Esatto, esattamente, proprio quello che quando eravamo in emergenza, esattamente. Che cosa ti spiega questo? Ti spiega che Guaglione non era in grado di stare nella squadra di Conte, ti spiega proprio questo. Che non, addirittura preferisco rischiare altra gente che sta in ordine in odore di diffida piuttosto che utilizzare quel giocatore. Che cosa ti spiega questo? Ti spiega che non è un giocatore compatibile con Conte. In altri ambienti, in altre categorie, magliette un pochino più leggere, più perché la maglia del Torino avrà un peso diverso rispetto alla che non si giocano niente mai, non devono lavorare per la salvezza, non devono lavorare per l'Europa, così non ci giocano niente, ma c'è meno pressione, c'è meno così. Lì magari può fare molto bene, come altri giocatori che hanno fatto bene in squadre che non siano quelle del Napoli. Con Napoli devi fare quello che devi fare, se no non l'hai la chance. McTominay al posto di Anghissà. Quando manca un minuto con Lobo e KDB si può fare? Assolutamente sì, secondo me si può fare. Secondo me si può fare tranquillamente. McTominay c'ha la corsa, c'ha più chilometri a fine di ogni partita, più chilometri di tutti. Lo fa, non si è mai tirato indietro, anzi era anche stato spesso utilizzato come giocatore più difensivo nella sua carriera, quindi lo può fare. Lui preferisce fare altro e questo lo sappiamo, ma lo può fare tranquillamente, secondo me. Allora, mancano 20 secondi. C'era un altro spiritoso che aveva scritto gol dell'Olympiacos. Dove sta? Facciamolo diventare famoso. Eccolo qua, è Francesco Perrone. Se fa gol all'ultimo secondo vuol dire che stai avanti, amico mio. Lancione, no, la parata Milinkovic Savic ed è finita. Perché hai fatto lo spiritoso? Mi volevi fare. Quando ha fatto sto gol? Scusate, stava 2-0, è uscito scritto 2-1. Questo vuoi dire? No, fatemi capire, mi sono perso il gol mentre parlavo con voi? Gesù. E dovete raccontarmelo però! Al 90° +1. No, pellicchia di Savic, no, 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 no. Ma non stava scritto, io stavo guardando, ma mi vedo gli highlights, aspetta, fermi tutti perché qua poi a prendere a caso. Vediamo. Olympiacos arriva al pullman, se fanno vedere gli highlights subito io vi posso parlare. Savic ha sbagliato l'uscita, maronna mia. Ma la vogliamo finire? Ma la meretta.
Guagliù, abbiamo perso un po' di certezze allora in questa amichevole. Abbiamo perso la certezza Lukaku, guadagnando però un Lucca che comunque ci ha fiuto del gol, per fortuna. E la conferma di Politano se ce ne fosse bisogno, ma non ce n'era bisogno. Se perdiamo la certezza Savic vuol dire che potrebbe poi entrare la rotazione dei un pallone incolpevolette per colpa di Meret. Danno la colpa a Meret che è uscita di merda. E meno male che non era Meret a giocare, mamma mia. Male Meret, lo sapete, vabbè, voi che non state nel gruppo lo sapete. Allora, fatemi rivedere questi highlights. Questo è il primo tempo. La Rachmani che libera in spaccata. Chissà se fanno vedere anche tutti i falli che hanno fatto. Dopodiché, pressing di De Bruyne vicino a Lukaku. Lukaku che prende il pallone, il tiro dove si infortuna Lukaku. Si accascia proprio da solo a terra dopo il tiro. Quindi buono il pressing di De Bruyne da seconda punta, da sottopunta, da trequartista che va vicino a Lukaku nel primo pressing. Dopodiché, lezioso Anghissà che lascia il pallone agli avversari. Qua buona parata di Milinkovic-Savic, non un miracolo, buona parata a terra di Milinkovic-Savic. Calcio d'angolo. Calma, calma, mo ci arriviamo. Mo ci arriviamo. Abbiamo subito un gol almeno, cioè questa poteva essere il primo clean sheet o sbaglio. Abbiamo subito almeno un gol in tutte le partite. Qua è De Bruyne che si fa tutto il campo, la lascia McTominay che la mette al centro per Lucca. Gol in tapin, in spaccata e 2-0 per il Napoli. Assist per McTominay, tutto a posto. Era arrivato anche a chiudere Olivera, molto bene. Una ripartenza del Napoli, una transizione. Calcio d'angolo per il Napoli, smanacciata del portiere, questa ce la siamo vista. Dopodiché ancora un'opportunità di testa, una torre, batti e ribatti, Lucca ancora di testa, mettiamo sta palla a terra, prova, chi era, Di Lorenzo? Di Lorenzo si era girato in un falsoletto con un bellissimo movimento e qua ci poteva essere il rigore tranquillamente. Questa è la parata di Milinkovic-Savic dove la palla probabilmente sarebbe uscita, ma lui in tutta sicurezza alza la manona, si appende alla traversa, fa una piroetta e in sicurezza salva la sua porta. Scambio con McTominay, il tiro, palla, questo me l'ero perso mentre stavamo parlando, questo era Neres credo. Rilancione del portiere, fammi capì, uscita Maronami. È un po' comica. È un po' comica. Perché a me va bene che tu sei. Stanno parlottando, evidentemente. Fanno rivedere le immagini dove. A me sta bene che tu stai fuori dall'area perché lo stare. No, fuori dall'area, ma al limite dell'area, stare molto alto è stato utile in alcuni frangenti dove la pallata tu anticipi l'avversario e l'azione permette anche al resto della difesa di stare alta. Quello che è strano è vedere Milinkovic-Savic al limite dell'area con Rachmani davanti. Vuol dire che non sta tutta alta la squadra, stiamo rinculando perché c'è il lancione del portiere e se stiamo rinculando credo che tu devi rimanere in porta. Se poi invece sei sicuro, probabilmente ha calcolato male, ha pensato questa arriva in zona mia, io salto, me la prendo così, ma siamo proprio al limite dell'area, quindi rischi che esci fuori dall'area. O vai fino in fondo con grande coraggio e vai di testa, sposti pure Rachmani da mezzo che nel frattempo si stava spingendo con l'avversario, sposti tutto, vai di testa e non vuoi sapere niente, e invece rimpallone, sei rimasto a metà e gol in pallonetto. Volevo vedere questa cosa di tutte le amichevoli fatte per confermare.
Vabbè, se consideri quella col Sorrento, quella 4-0, però quella col Sorrento era il giorno dopo di Napoli-Girona che era finito 3-2. Quindi abbiamo preso gol un po' da tutti. 2 gol dall'Arezzo, un gol dal Catanzaro, 2 gol dal Brestois. Scusate che eravamo persi con Brest. Uno dalla Casertana. C'è della live in questo supporto. Aver visto un colpo di tacco a seguire di De Bruyne e l'assist di McTominay già mi ha gasato. Meno male, caro Tore. Meno male, perché abbiamo bisogno di gesti tecnici e abbiamo bisogno di gasarci. Io voglio pompierare un pochino, perché questo fatto che abbiamo preso almeno un gol in tutte le amichevoli, in tutte le uscite, non mi fa impazzire. Ripetiamo, il risultato non conta niente, sono scambature, si deve andare in forma, va benissimo. Questo è proprio in extremis che conta il giusto, però meglio un clean sheet che dà più sicurezza al reparto e dà più sicurezza anche al portiere. Va bene, Scott nervoso, leggiamo giusto un paio di commenti, siamo già a 2 ore. Vi abbraccio, vi ringrazio, lasciate i like se vi capita, vediamo un po' di commenti vostri. È stato un gol per un errore di comunicazione, per il resto non mi sembra che abbiamo sofferto chissà quanto. No, abbiamo sofferto più le mazzate. Simo, abbiamo sofferto le mazzate dell'oro sul pallone, non il gioco dell'Olimpia. D'altra parte noi tenevamo il pallone e loro cercavano di distruggere. Quest'altra scambata ci fa capire la capochezza e l'intenzione. Va bene, non ti posso ascoltare. Ci sono diversi canali che sono... No, diversi canali, non lo so. Però li trovi dei canali dove si va contro Conte a prescindere. Ti consiglio... non trovi terreno fertile qua. Io analizzo partita per partita. Si vede proprio che per partito preso lo odi e hai tutto il diritto di odiarlo. Ma non trovi terreno fertile qua, mi dispiace. Vai, farli a vuoto, perdiamo tempo. Scott nervoso, è ancora fuori condizioni. Il gol preso è solo perché era la fine di un amichevole. Per il resto, a parte i lanci a cavolo, ha dato sicurezza là dietro. È vero, i lanci a cavolo, sì, nel senso che molti dei rilanci di Savic non sono stati precisissimi. Questo lo ripetiamo a beneficio di... La gittata ce l'ha, però la precisione è un'altra cosa. Quella era Reina. Reina aveva il portiere, i piedi del centrocampista. Savic c'ha la gamba forte, ha tirato per un bel calcio di punizione nella sua carriera, mi pare che ha preso una traversa, va benissimo, però poi la precisione nel servire i compagni, questa la dobbiamo ancora vedere. Ora che l'Inter va su Coneda a prendere Lookman, allora io ho letto sta cosa, ma che senso ha? Cioè, nel senso, anche lì non capisco se l'Inter, cioè, tiene dei soldi da spendere non sono due profili che tu dici non prendo Lookman, vado a prendere Koné. Cioè, rimetti il budget che stavi spendendo per un trequartista ala, per un attaccante di fantasia, di dribbling, per un centrocampista muscolato fortissimo che io adoro, ma un centrocampista mediano che va a rimpolpare così. Cioè, anche lì mi sembrerebbe strano il movimento dell'Inter. Anche se, ripetiamo, ti vai a prendere con fai sempre bene. Per quanto riguarda noi, non mi convince Lookman per troppi motivi. Per l'età, per la Coppa d'Africa, per il fatto che si sia messo a Tuzzo e alla fine abbia fatto quello che aveva fatto Coppa Miners, che poi vedete che magari è stato un caso, però ti metti a Tuzzo, certificato medico, così, stagione fallimentare di Coppa Miners. Io non dico che succede sempre così, perché sicuramente ci saranno altre situazioni dove il giocatore si impunta, poi parte e fa una grande stagione, però non si parte con i presupposti ideali. È un giocatore che comunque non arriva col migliore delle... Posso fare un paragone un po' azzardato. Fai conto quando due si conoscono, però una
uno dei due partner, che poi diventeranno partner, si conoscono, ma uno ha tradito, era fidanzato o fidanzata, e così, e parti già con la cosa, dice, beh, su quale base? Non lo so se questo paragone va bene, però non mi piace uno che arriva già, che è un giocatore che si impunta, che non si presenta così, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Poi lui avrà le sue motivazioni, perché magari gli avevano promesso delle cose, eccetera, eccetera, però eviterei. Eviterei. A me va benissimo Lookman, invece, o lui o niente, niente di meno, o lui o niente. No, qualcosa dobbiamo pigliare, Giorgio. Mi sono impelagato in un paragone che non era il caso di fare. Lo so. Non mi è riuscita bene. Not my best work. Che ne pensi del non utilizzo di Lang? Simone, non cado dal pero. Questo ne penso. Penso che me l'aspettavo, penso che mi dispiace e penso che spero che Lang si metta al passo con i compagni subito, perché ci serve da morire. Perché una cosa è che non ne abbiamo due, ma se non ne abbiamo nemmeno uno, vuol dire che partiamo già con un handicap pesante, e vuol dire che già partiamo dovendo fare di necessità virtù. O devi adattare McTominay, o devi adattare Neres a sinistra, o devi adattare Gutierrez alto, o ci devi mettere Spinazzola. Non vorrei partire con l'handicap. Quindi o Lang si mette in pari subito con i compagni, o lo andiamo a comprare uno pronto. Quindi non è il massimo. Allora, dopo l'esperienza Osimhen, non credo Napoli abbia proprio intenzione di mettersi in alto con questo atteggiamento. Esatto, l'hai detto meglio tu che io, però questa era l'idea. Sancho sembra molto vicino alla Roma, avevo letto, Giuseppe, anche lui, si è parlato di Napoli, si è parlato di Juventus, e pare che insomma adesso la Roma si stia avvicinando di più. Interessante, perché però ci sta se ci ragionate, perché la Roma è sottopunta, che c'hanno, sono tutti giocatori, Gasperini ne vuole molti di giocatori sotto, che giocano sotto alla punta, e c'hanno Dybala, Soulé, entrambi mancini, Dybala sempre con qualche problemino fisico, non ti fa affidamento, quindi ci sta che la Roma cercasse quel tipo di giocatore là. Vediamo che impatto avrà, se arriva, che impatto avrà col campionato, perché anche lui, giocatore che ha sofferto nella sua carriera di discontinuità, è una scommessa di grandissimo livello, sempre una scommessa rimane. Ho sbagliato, però non è così, non funziona così, perché poi si cambia, non è detto, ho sbagliato. Però era un pensiero mio vecchio della mia infanzia, della mia adolescenza. 2 punte sole per 4 competizioni sono poche, forse andava tenuto Raspadori, col senno di poi ti do ragione, se però Raspadori voleva andare via per cercare più spazio, do ragione sia a lui, sia a Conte, sia al Napoli, che l'hanno lasciato andare. Sul prezzo si può discutere, però non possiamo trattenere nessuno, eccetera eccetera, il che è un discorso di principio giusto, però lo devi sostituire, cioè devi fare, tu puoi lasciare andare, però devi averle delle soluzioni. In questo momento il Napoli è povero in avanti, e l'avevamo accennato già che due possono essere pochi, e sembrano molto pochi se uno si infortuna, perché ne resta uno solo, e allora devi cominciare a trovare le soluzioni alternative, devi pensare: che faccio? Mi tengo Ambrosino, però Ambrosino oggi non entra, che faccio? Mi tengo a quell'altro, adatto De Bruyne, adatto. Il Napoli ci deve ragionare, resta il problema delle liste, perché? Perché non abbiamo un vivaio, il problema delle liste è perché non abbiamo un vivaio. Il Napoli potrebbe aumentare il livello della rosa e il numero di giocatori in rosa se avessi avuto tempo fa un vivaio dove crescono i giocatori tuoi e non ti occupano posti in 4, e invece noi nel vivaio abbiamo solamente Contini, poi Zanoli, poi Vergara, e te li puoi giocare che non ti occupano posti. Zanoli c'ha mercato e quindi lo vendi perché evidentemente non ti ha mai convinto. Il problema del vivaio, il problema della primavera, il problema della cantera, della scognizzeria, di tutto quello che volete voi, che va di pari passo col centro sportivo e tutte le cose, non è un capriccio, è una cosa che quando poi si vanno a fare le liste ti ritorna utile, fondamentale.
e lo vedremo specialmente in Champions, dove sarà ancora più importante avere giocatori da là, perché anche i giovani che non ti occupano liste in Italia in Champions te le occupano e qualche testa salterà. Questo è un discorso che deve essere visto adesso per essere risolto negli anni. Non si può più rimandare, non si può più far finta che non serve, bisogna farlo assolutamente, perché questa è una cosa che se la fai adesso la risolvi tra 5, 6 anni, 7 anni, e non è detto nemmeno che escano i giocatori a fiotte dal tuo vivaio. Però lì è uno dei punti dove il Napoli può crescere. E va bene il vivaio, però li devi far giocare. Va bene, esatto, siamo d'accordo su questo. Il Napoli a volte è riuscito a girarli, a farli crescere da qualche altra parte, altre volte non hanno, si sono comunque ritornati, cioè non hanno poi espresso grandi qualità. L'idea è, Giuseppe, se il vivaio non basta che tu c'hai la scuola, cioè deve essere fatto bene al punto che i giocatori di talento individuati, giovanissimi di talento, li fai crescere, li fai anche diventare i futuri campioncini del domani. Cioè non basta averli individuati, devono anche crescere con te, perché ci saranno dei giocatori che magari hanno un gran potenziale però non lo esprimono perché non sono messi nella condizione giusta. Altri magari avevano un grande potenziale e non sono usciti, non sono cresciuti con gli allenatori giusti. Altri sono talmente forti che dove li metti escono, ma sono di meno. Quindi devi essere non solo bravo a trovarli, ma devi essere bravo anche a crescerli. E se li cresci bene e sono forti, faccio un esempio che non è nemmeno il nostro, giocatore come Ildiz, che a me piace molto, 18, 19 anni, 20 anni, gioca, si prende il posto, perché quando dimostri di essere al passo con quelli che hanno 26, giochi, non c'è dubbio. Servono 3 punte, come 3 portieri e 5 centrali. Servono 3 punte, come 3 portieri e 5 centrali. Continuo a scriverlo sotto ogni video degli scienziati giornalisti. Solo questo canale si sostiene la stessa cosa. Ah, sì, Stefano, ho capito. No, è chiaro, perché devi tenere quello. Faccio un esempio stupido, un po' come quando si fa il fantacalcio al mantra. Il giocatore, il suo sostituto più uno. Si fa questo ragionamento qua, perché non puoi pensare di fare tutta la stagione quando poi si chiude il mercato e ti salta uno perché l'imprevisto è dietro l'angolo, almeno uno jolly che ti possa occupare, almeno 2 o 3 posti che ti possa occupare la casella serve. Sta passando sotto silenzio, comunque alla fine abbiamo battuto una squadra tosta. No, Francesco, non me ne frega niente che li abbiamo battuti. Battere una squadra, che sia tosta o meno, non ce ne fregava niente oggi. Il risultato a me mi interessava non farci male e purtroppo abbiamo fallito. E non nemmeno per colpa loro, perché loro cattivi sono entrati sulle gambe, ma ci siamo fatti male da soli, perché Lukaku si è fatto male da solo. Quindi per me oggi non è una vittoria. Oggi abbiamo un problema in più, che mi sono fatto la vittoria con l'Olympiakos. Ascoltami. Va bene, va benissimo per evitare tutte le stronzate sui social, questo senza dubbio, perché chiudere le amichevoli senza vincere sarebbe stato una tragedia social. Però i social potranno comunque parlare per la paperetta di Savic, più la situazione dell'infortunio. Bene per quelli che dei giocatori amano comunque non perdere mai, amano vincere e possono postare sui social che hanno chiuso in bellezza, si chiude, l'ha venduta tanta fatica, il sudore, la maglia, abbiamo chiuso in altra vittoria, siamo pronti al campionato. E vabbè, a me fregava veramente fino a un certo punto. Good vibes, no, ma per forza, amico mio, bisogna essere così. E no, infatti non abbiamo battuto l'Arsenal, ma qualcuno sta ancora parlando di Popovic? No, è andato, ragazzi. Penso che a maggior ragione dovremmo Tisu su Adeyemi dovremmo puntare, immagino, su Adeyemi, che può fare sia l'esterno che il centravanti. Adeyemi pure il centravanti? Non l'ho visto centravanti, però mi fido. Sì, serve. Non lo so se adesso è lui, che mi pare non aveva fatto una grande partita nelle ultime amichevoli.
però una partita non cambia il giudizio sul giocatore che è forte. Non lo so se è lui, però secondo me fa bene il Napoli a pensare a un profilo del genere. Un profilo del genere, cioè che possa essere sia esterno che possa adattarsi anche come punta. E infatti Alfredo, questo dicevamo a inizio della live, era proprio Darwin, cioè era proprio lui. Darwin Núñez più punta che esterno, che però anche da esterno ha fatto molto bene e ti risolveva un po' tutto. Lucca non c'è male, Lucca continua a dimostrare istinto sotto porta perché deve farli questi gol facili, devi farti trovare lì. Non pulitissimo magari in qualche controllo di palla, però poi ci mette una pezza, capito? Controllo di palla magari un po' più largo, però ci mette una pezza mettendosi davanti fisicamente, lotta sui palloni che arrivano, bene, in crescita secondo me, senza grandi picchi. Va bene che faccia quei gol facili, va benissimissimo che faccia quei gol facili. Adeyemi alto come Insigne non è Mertens. Ma ecco, no, così basso Adeyemi no. Magari sarà 1,75, non sarà 1,80, ma non penso così basso, Fabio. O forse sui capelli, perché può essere. Fammi vedere. Fammi vedere Adeyemi. Karim. 5,10. Penso sia tipo Noah Lang. 5,10 ne si infitto, ovviamente. Fammi vedere Noah Lang. No, Noah Lang è più basso, 5,7. Vabbè, insomma, non è Insigne, insomma. Non è Insigne, perché Insigne è leggermente meno di Noah Lang. 1,80, non è Insigne. Grande elevazione, alcune voci parlano di Zirkzee, le voci però Dario sono io. Benvenuti, fatemi salutare, colpa mia, tutti quelli che magari si sono visti la partita per fatti loro e si sono collegati adesso. Molte cose ne abbiamo parlato durante la live, io mi rendo conto che non potete recuperare le parole dette. Zirkzee però accostata a Napoli da quale fonte? Dal Mattino, che molto spesso non è stata la fonte più attendibile del calciomercato in generale. Io poi spero tantissimo che abbiano preso proprio questa, perché Zirkzee è un giocatore che a me fa impazzire, però è un'operazione che è complicata a livello di costi. Lui non so che ingaggio vuole, il Napoli non può prendere un giocatore come Zirkzee per fargli fare la riserva di Lucca, non è possibile. Allora puoi prendere un giocatore come Zirkzee che scavalca Lucca dopo che Lucca gli hai fatto un contratto di 5-6 anni e hai speso quelle cifre là? Non è possibile, a meno che tu non già stai pensando a Lucca Zirkzee, la coppia del futuro con Lukaku, dove hai già una soluzione all'estero per l'anno prossimo, già stai pensando. Evviva se succede alla grande. Però dalle parole di Conte mi è sembrato che il Napoli stesse puntando ancora sulla coppia Lukaku-Lucca, con Lucca che sta dietro a Lukaku, deve crescere eccetera eccetera. Zirkzee è un giocatore diverso che a me fa impazzire, ma la vedo difficile. È vero Giuseppe, questo pure è vero. Quando si esprime di solito succede il contrario. L'unico dubbio che ho, più paura, è che Conte ora si è convinto che di KDB falso 9, non so spiegarti, e che perde qualità, non la può perdere, non riesco a spiegartelo, spero che mi capisci. Allora fammi rileggere. L'unico dubbio è che ho, che Conte ora si è convinto di De Bruyne falso 9, non so spiegarti, è che perde qualità, non la può perdere, il Napoli non la può perdere. Allora credo di intuire, cioè tu non vuoi perdere la qualità di De Bruyne in mezzo al campo. Quindi immaginartelo falso 9 vuol dire che perdi la sua qualità di palleggio in mezzo al campo. È questo quello che intendi? Fammi capire se è così ti voglio rispondere bene. No, io non credo che lui poi si sia convinto che la soluzione sia... Ragazzi, Lukaku col Sassuolo gioca Lucca. Noi adesso stiamo parlando di una situazione di emergenza ulteriore, cioè se Lucca dovesse avere un raffreddore, Dio ce ne liberi. Ok, questo volevi dire, perfetto. E su questo ti voglio tranquillizzare, secondo me, dal mio punto di vista.
De Bruyne può essere semplicemente una soluzione in extremis alla fine di una partita dove l'hai già sbloccata, l'hai già messa in ghiaccio e ti vuoi mettere Lucca al sicuro dai raffreddori e lo togli e quindi nel finale magari gli fai fare. Perché? Perché comunque De Bruyne ha quella capacità di magari smistare i palloni anche di prima, di avere l'intelligenza, l'esperienza di gestire un avversario addosso e la qualità anche di farlo in avanti, perché poi ricordiamo il ruolo di Lukaku è di regista offensivo più che di finalizzatore, quindi già con Lucca questo discorso deve essere leggermente diverso, ma credo che si parta con Lucca e se poi lo vuoi mettere in panchina De Bruyne è una delle possibilità, lo puoi far fare a McTominay, lo puoi far fare ad altra gente, puoi utilizzarne uno piccolino, per esempio ci puoi mettere Lang, ci puoi mettere un Neres, non vorrei Politano, ma insomma gente più attaccante se non vuoi perdere la qualità. Però finché tu hai 3 centrocampisti in forma, McTominay, Lobotka e Anghissà, tu ti puoi giocare questo De Bruyne come un po' più jolly in tutte le zone del campo proprio perché è di un livello superiore, ma non sarà una scelta iniziale. Ambrosino però se non l'hai utilizzato oggi ho il sospetto che non ci punti o semplicemente che già è in trattative con qualcuno e non hai voluto rischiare di infortunarlo. Allora, qua ti rispondo Dario, perché si deve giocare per forza con una punta? Ci ricordiamo di Mertens faceva la punta, Mertens faceva l'attaccante, poi per tutto lo vogliamo chiamare falso 9 perché non aveva il fisico del centravanti tipico, ma Mertens ha fatto l'attaccante a tutti gli effetti. Quando tu parli della non punta, cioè dello spazio, del Messi centravanti che poi viene a centrocampo e fa inserire tutte le mezze ali e le ali, là è un altro paio di maniche con il discorso di Guardiola, la mia punta è lo spazio, ma Mertens faceva il centravanti a tutti gli effetti, con caratteristiche diverse, con i brevilinei, noi andavamo tutto di prima, tutto più basso, non dovevano arrivare i cross alti al centro, ma Mertens faceva il 9 vero, non era uno che veniva a centrocampo a prendere il pallone come faceva Messi e poi faceva inserire i vari Allan e Jorginho, rimanevano dove stavano. Quindi si può fare con delle caratteristiche proprio a rinunciare al centravanti e fare altre cose, e può essere che De Bruyne è in grado di fare tutto questo, ma Mertens no, Mertens era centravanti vero. Vergara rimane, non lo so, però non mi dispiacerebbe. Secondo me Conte è più possibilista su Vergara. Io sono più possibilista su Vergara o Asa. A Conte e Asa non gliel'hanno chiesto, però Conte è sembrato più possibilista su Vergara che non su Ambrosino. Sfizioso. Perché noi, almeno io, non lo considero più, perché oramai tra il prestito alla Juve, la Juve in pressing per riprendersi, eccetera, eccetera, non lo considero come un giocatore sul mercato, già lo immagino con la maglia della Juve. Però sfizioso. E Angela, sì, siamo alle solite, ti occupa un posto, quindi tu già hai tolto Raspadori per fare entrare Gutierrez, per fare entrare un altro, qualsiasi esso sia, devi togliere Mazzocchi. E poi a seguire dopo Mazzocchi c'è Spinazzola, puoi togliere pure Spinazzola, è un rischio che il Napoli non può correre. Ce lo regala il PSG? Vediamo, ci vorrebbe uno tipo Raspadori che sai, duttile, che può fare sia la punta che può giocare a centrocampo. No, è chiaro, dai, volevo spiegarla questa cosa perché molti parlano del falso 9 su Mertens e invece no. Si può giocare con una punta leggera, senza dubbio. Quindi col Sassuolo andiamo io, Fabio e Tore per l'attacco. Højlund, prestito con riscatto a 45 come stanno offrendo a Milan e ci rivediamo tra un anno. Raffa Bra, io a me Højlund piace molto. L'abbiamo visto in Italia già, un potenziale enorme, vale il discorso di Zirkzee. Per me, se non ha fatto grandissime cose al Manchester è perché quella società mi piace molto, cioè l'idea che poi vai a beffare anche una squadra che sta lavorando duramente per risolvere il problema in attacco e non sappiamo se ci pigliamo Vlahovic e Gimenez non ci convince, e Milan beffato
mi casa moltissimo come idea. Però non lo so se poi Højlund... Il problema è sempre quello, hai fatto una scelta, hai fatto la scelta Lucca. Questi giocatori qua sono pesanti, tu potevi affiancarne uno a Lukaku, potevi fare Lukaku Højlund, che Højlund è ancora giovanissimo e lui lo capisce che deve fare giusto un po' di apprendimento e poi Lukaku va verso l'età pensionabile o l'età arabesca. Lo potevi fare Lukaku Højlund, lo potevi fare anche Lukaku Nunez o Lukaku Zirkzee, lo potevi fare. Ma se hai già Lucca non puoi fare, secondo me, Lukaku Lucca Højlund. Lukaku Lucca Zirkzee, secondo me non lo puoi fare. Secondo me non è proprio previsto. Oltre al fatto che le liste è una questione proprio di equilibrio di spogliatoio, cioè qualcuno che non gioca per cui hai speso troppo. Quindi lo capisco, vi capisco, sono con voi, voglio farlo pure io come un pazzo, come se fossi fantacalcio. Purtroppo non penso che sia possibile. Anche Mike, io penso che questa sia la soluzione. Impazzisce, sì. Vuole fare la Champions, aspettiamo gli esami. Sì, è chiaro. Poi se si tratta giusto di queste due partite, la sosta ci aiuta. Diciamo, salta due partite e due partite Lucca le può fare e se non ci capita il disastro di avere altri problemi. Lucca è giovane, anche il fatto di essere giovane, puoi fare due partite consecutive senza accusare nessun problema e le puoi fare anche di 90 minuti, non sarebbe la fine del mondo. È più in là che dobbiamo stare sicuri e tranquilli che due bastano, perché là non sono sicuro, perché arriveranno gli impegni di Champions, gli impegni ravvicinati. E questo è. Il terzo attaccante deve essere per forza una scommessa, un quarto slot. Guarda, come caratteristiche ne stavamo parlando, malati di PES, che caratteristiche proprio di quello là che gioca punto, ma può giocare anche esterno, che si diverte a fare tutte e due le cose. Se non fosse che venuto qua Conte non l'ha visto manco di striscio, vuol dire che anche lui non lo so se non si è messo al passo o se non era pronto fisicamente o se Conte ha detto vabbè, non fatemi ridere, al posto di qua non mi avete preso il nulla. Non lo so se Conte l'aveva già bocciato a prescindere o se aveva la possibilità, magari con una preparazione un po' più lunga, di convincere ad essere utile alla causa. Non lo sapremo mai, secondo me. Quando siete bellini tutti a parlare di Mertens. Mertens è svincolato perché si è ritirato, ha finito. C'è una frase che lui dice alla partita di addio di Hamsik, dove lui era in formissima e ha dipinto calcio insieme ai suoi compagni. E gli chiedono proprio, ma Driss, ma tu stai ancora in grande forma, ma non è che ci fai un pensierino, eccetera, eccetera. E lui risponde, con un italiano perfetto, quasi con l'accento napoletano, dice, dopo un mese a Ischia. E basta così. Nel senso che quando tu poi prendi la decisione di mollare, ti prendi anche delle libertà che lui in questi anni, nonostante abbia una certa età, lui è arrivato ai ritiri, agli ultimi due ritiri con Galatasaray, tiratissimo, in formissima, si è allenato per tutta l'estate, anche prima dei ritiri per rimanere in forma. Se tu fai la scelta di mollare il calcio e vai a Ischia per un mesetto, un bicchiere di vino, un spaghetto a vongole, la mozzarella, la pizza, credo che parliamo di poco, cioè parliamo di su un atleta, però diventa quel poco porta uno spostamento. E quindi vediamo anche Lookman come starà, perché tutti quanti dicono quello si sta allenando col personal trainer, ma non è lo stesso che allenarti con un allenatore. Allora, ci pensano, a vedere se ci ripensa Starace. Ecco, se facciamo l'accoppiata Starace Mertens, forse. Infatti Lookman non mi convince, Piccoli sarebbe magnifico, anche se la vedo davvero difficile. Riprendiamo il Matador, mamma mia. Vabbè, io sul giochino ho trovato il Matador, tra l'altro il Matador versione Boca, ed è fortissimo, l'hanno fatto fortissimo, l'hanno fatto di testa invincibile, è anche bravo, anche abbastanza veloce, anche abbastanza forte coi piedi. E alle volte io prendo giocatori più forti sulla carta come Fernando Torres, come Shevchenko,
altri giocatori fortissimi. Io a volte preferisco giocare con Cavani perché è speciale e alle volte fa delle cose che tu non ti aspetti. Dici, "Oh, ha zumbato un gol a Van Dijk". Sì, Cavani è in grado di fare tutto questo. Lookman per come si è comportato non sarà preso in considerazione e siamo d'accordo. Liste di Coppa e Supercoppa sono le stesse della Serie A? Credo di sì, amico mio. Non mi metti un altro dubbio e io vi amo, perché questi sono i dubbi che nessuno si pone e ci poniamo solo noi. De Ketelare pure anche c'ha quelle caratteristiche là. Utilizzato spesso da prima punta, utilizzato sotto punta. Caratteristiche corrette. L'unica differenza è che lui è mancino, quindi aggiungeresti un altro mancino che poi si deve adattare. Però De Ketelare non si pone il problema, secondo me. Fatemi spiegare meglio. Da sottopunta di Gasperini, secondo me lo puoi utilizzare anche a sinistra, perché poi alla fine si accentrano molto e non toccano la linea in continuazione. L'esterno 4-3 classico è preferibile forse a piede invertito, almeno nella concezione del giocatore isolato dal sovraccarico a destra, come fa Conte, come ha fatto spesso Conte con Kvara e con Neres. Neres ha dimostrato che quando sta in gran forma lo può fare, anche se è un po' limitante per lui. De Ketelare secondo me è meglio nello stretto che sul lungo di una prateria sull'esterno, però come caratteristiche sì, anche col mancino. Chiesa non lo so. Chiesa esterno sì, punta secondo me no. Chiesa va sempre valutato a livello fisico, come caratteristiche niente da dire, perché mi piace sia a sinistra che a destra. Devi vedere se ti regge fisicamente. Ha giocato veramente poco l'anno scorso. Vista una foto pure un po' pienotta, ma forse è un effetto ottico. Quest'anno con Napoli scudettato col Maradona implementato su FIFA 26 ci farà il pensierino? Amico mio, io ci ragiono perché le poche partite che ho fatto su FIFA 25 non mi è piaciuto tanto il gameplay. Sarò io che non sono bravo ancora, ma trovo più fluido i football. Se poi vado a vedere bene, trovo ancora migliore PES 21 con le modifiche. La vera svolta sarebbe quella. Ma mi servirebbe un PC, perché a quanto ho capito solo su PC si può giocare PES 21 con le cose modificate. Non si può fare da PlayStation, non si può fare da Mac. E non avendo io un PC andrei in difficoltà. Però ci ragiono, magari posso fare una e una come amichevole, come cosa, la Master League. Vediamo. Abbiamo McTominay che può fare tranquillamente la punta per come si inserisce e come scambia. Sì, McTominay è sicuramente una delle soluzioni. Credo che anche lui viene depotenziato se lo fai partire già da punta a fare il punto di riferimento spalle alla porta. McTominay, un po' come Hamsik, dà il meglio di sé quando va dentro, quando va all'impatto col pallone, quando raggiunge la profondità, oppure si fa trovare per un colpo di testa. Stare fisso lì come Lukaku. Oppure, ragazzi, semplicemente non dobbiamo pensare al gioco che fa Lukaku, ma dobbiamo sviluppare in maniera diversa. Non esiste un solo modo di attaccare, e questo lo sappiamo bene. Nel momento in cui non hai Lukaku, Conte sa che può attaccare anche in maniera diversa, e quindi le caratteristiche di questi qua, che possa essere McTominay, che possa essere un Neres falso 9, che possa essere un De Bruyne o altri, sempre considerando che parte Luca, sono problemi che ci poniamo se e solo se Luca c'ha il raffreddore. Nel frattempo pensiamo semplicemente a Luca, diamo fiducia massima a Luca e speriamo che possa bastare. Ah, grande Michele, in onore della terza maglietta. E infatti, guarda un po', noi non l'ho fatta apposta, ma questa maglia qua, che poi è una di quelle delle nostre, e questa è proprio color caffè. Io ho fatto la mia versione, invece di farla azzurra come molti di voi,
la maglia di Nathan, che poi è Oriali, perché Nathan, ma quanto è bello Oriali. Questa è la maglia, molti magari non lo sanno, noi del gruppo Telegram siamo impazziti perché già a inizio stagione, non mi ricordo quando, Enzo il Sereno disse: vuoi vedere che il Napoli vince lo scudetto così? E in pochi ci credevano, onestamente, seguivano il carro di Enzo della Serenità. E ci siamo fatti questa scommessa. Mi ho detto: se il Napoli vince lo scudetto, io mi prendo la maglia di Nathan, io mi faccio la maglia di Cajuste. Abbiamo preso tutti i giocatori un po' più improbabili, delle annate non straordinarie. Qualcuno si è preso Fidelev, qualcuno Lindstrom, e ci siamo detti così: ci dovevamo prendere queste maglie. Poi ci siamo guardati in faccia e ma perché a Resort al Betis comprarci maglie originali? Ve le faccio io, e ve le faccio io a prezzo di costo su Fruito.net, e ognuno di noi si è fatto questa maglia commemorativa di uno scudetto all'inizio insperato, ma seguendo la scia della serenità di Enzo. Ogni promessa è debito: mi compro la maglia, se Napoli vince mi compro la maglia, e tutti quanti ci siamo fatti questa maglietta che poi è un ricordo, e dietro c'è il 4, non lo so se riesco a farvelo vedere, c'è il 4 con tutti i nomi di quelli sereni che hanno seguito questa cosa qua. No, Lang l'ha bocciato, no, rimandato. Mi sa che questa è la risposta più giusta. Deve ancora studiare. Non c'è l'esame, capito? Non c'è ancora l'esame. Deve continuare a studiare, non è nemmeno rimandato. Deve continuare a studiare perché non lo chiama in sessione d'esame finché non è pronto. Vogliamo fare il paragone universitario, eccetera, eccetera. Non lo chiama a rispondere, non gli fa proprio le domande se non lo vede pronto, perché è un professore che ha stima, sai, quei professori che ti restano nel cuore anche quando poi lasci l'università. Dici: io non ti metto in difficoltà chiedendoti delle cose che non sai o che non sai fare. Quando le sai me ne accorgo, oppure tu me lo dici, e solo allora ti faccio le domande giuste e ti metto sotto esame, e tu l'esame a quel punto lo supererai brillantemente, perché sarai pronto. Da New York, Valerio Fruito è tutto. Vi abbraccio e vi bacio, io. Grazie a tutti per il... È la maglia di Oriali, esatto. Esattamente, Angioletto. Vi abbraccio, vi bacio, e ci aggiorniamo domani. Faremo un ulteriore approfondimento, capiremo, usciranno 1000 nomi, vediamo se li dobbiamo smentire o approfondire, perché si dovrà parlare ovviamente di questa possibilità della punta, della cosa. State tuned perché cose succederanno. Da New York l'ho detto, la sigla non... perché... Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Sul Giuliano non ci hanno fatto sapere niente, ci hanno fatto sapere solo 1-1 gol di Asa, ma non sappiamo, vabbè, probabilmente... Dici tu, Giuseppe, questo è un grande spunto, dici magari aveva giocato tutta la partita Lang col Giuliano, eccetera, eccetera, e quindi... Questo è una cosa che dovete tenere presente, voi che siete rimasti qua con lo schermo scuro, e vi lascio quest'ultimo spunto così, mentre io vi dico Conte fa i cambi, Conte eccetera eccetera, così mi rendo conto subito dopo che hanno un programma che devono rispettare, che è atto, il programma è atto a portare il ritmo gara ai giocatori più importanti, che devono essere pronti per il Sassuolo a reggere quasi per 90 minuti o più minuti possibili. Quindi noi abbiamo voglia di fare, ha bocciato a quello, ha bocciato a quell'altro. Può essere anche che non è entrato perché bisognava far mettere minuti agli altri. Vi abbraccio, vi bacio, gli ultimi like. State tranquilli che tutto si fa. Poi a meno che Conte non è un ciuccio, e se è un ciuccio sapete dove, con quali utenti